Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio la vicepresidente della sesta circoscrizione di Forza Italia Barbara Odorico e il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Quindi se vorrete dialogare con loro o fare le vostre segnalazioni come fate sempre, potete farlo chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo anche i nostri collegamenti esterni e vedremo anche gli highlights della partita di basket Trieste Chiusi di ieri sera. Ma andiamo subito a vedere le previsioni del tempo, come facciamo sempre con il sito dell'Osmer ARPA regionale, per capire insomma come evolverà il meteo in queste giornate. Situazione generale: sull'Europa centro-meridionale staziona l'anticiclone di origine subtropicale e sulla regione affluiscono correnti nord-occidentali a tratti umide in quota. Per oggi, giovedì 25 gennaio, sulla zona montana, specie sui settori a confine con l'Austria, cielo variabile. Sul resto della regione in prevalenza poco nuvoloso. Sui monti ad alta quota soffierà vento da moderato a sostenuto da nord-ovest. Sulla costa al mattino possibile temporaneamente un po' di borino. Questa è la situazione di oggi, ma vediamo la giornata di domani, venerdì 26 gennaio. Cielo in genere poco nuvoloso, ad alta quota oltre 2000 metri, soffierà vento moderato da nord-ovest. Sulla bassa pianura, nelle ore notturne, possibili foschie, specie nel Pordenonese. Zero termico in ulteriore rialzo, oltre 2400 metri, circa in serata con inversione nei bassi strati. Ancora uno sguardo a sabato, cielo sereno poco nuvoloso, sui monti in quota possibile vento moderato da nord-ovest, a tratti sulla costa un po' di borino. Zero termico in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, intorno ai 1700 metri circa, quindi le temperature risalgono decisamente in queste giornate, ma poi si va verso un calo nel fine settimana. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi. Il piccolo di Trieste di oggi, giovedì 25 gennaio, vediamo in prima pagina: il Papa a Trieste il 7 luglio. Questa è la notizia. La settimana sociale dei cattolici si chiuderà con la messa del pontefice in piazza Unità. Poi ancora la notizia terribile di ieri: muore nel rogo in casa, vittima un 37enne, a provocare l'incendio il guasto di una stufa rudimentale costruita dall'uomo stesso. Le fiamme in un appartamento al quarto piano in via del Ponzanino. Quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione in casa lo hanno trovato disteso sul letto, ormai morto, con le fiamme che iniziavano a divorare il pavimento. Jan Edoardo Penco, 37 anni, triestino, è deceduto nell'incendio divampato ieri mattina attorno alle 7 nell'appartamento al quarto piano di via Ponzanino 5 nel rione di San Giacomo, dove abitava. Con molta probabilità è espirato nel sonno. Le cause del rogo sono tristemente chiare. Il giovane, che evidentemente non aveva il riscaldamento in casa, per non stare al freddo si era costruito una sorta di impianto fai da te. Aveva inserito un tubo metallico nella ventola del forno della cucina, collegandolo con la camera dove dormiva, così da diffondere il calore. Ancora un'indagine a Gorizia: aveva lavorato a Trieste, sparito nel nulla da oltre 4 anni, scavi e ricerche nel giardino. Il georadar, l'unità cinofila, l'escavatrice meccanica, tutti in azione ieri nel cortile di una villetta a Poggio Terza Armata nell'Isontino. Lì gli inquirenti sospettano possa trovarsi il corpo senza vita di Vito Mezzalira, ex postino di 70 anni, sparito nel nulla ormai da tempo. Vediamo ancora: Russo presenta le carte che bocciano la cabinovia. Il comune risponde superate. Il progetto di cabinovia sembra voler inseguire una chimera tecnologica piuttosto che proporre una ricerca di soluzioni progettuali adeguate. Queste le parole che sono contenute nel parere del Comitati Tecnico-Scientifici delle Belle Arti del MIBACT esibito dal DEM russo ieri. Andremo a vedere anche questo. Poggiana difende lo stop ai 2 consultori, il servizio migliorerà. L'intervista al direttore generale di Asugi Antonio Poggiana. Tagli in sanità e triestini sono i più colpiti. Trieste batte Chiusi e tira il fiato. La partita di basket per 10 minuti, quelli iniziali, in campo la pallacanestro Trieste di Cividale.
contratta, confusa, arrendevole al punto da guadagnarsi qualche fischio. Poi da un quarto all'altro finalmente la metamorfosi con un quintetto più bilanciato e convocazione alla battaglia. I biancorossi si scrollano di dosso i fantasmi. Questo è il commento di Roberto De Grassi sul piccolo, ma vediamo invece gli highlights della partita con il commento di Marco Stabile che ieri ha seguito appunto per noi questa partita. Vediamo. La partita del necessario riscatto per la Pallacanestro Trieste dopo le sconfitte nei due derby, quello di Udine e quello di Cividale. Play scuola Stella Azzurra, Visintin made in Trieste, Tillman centralmente fuori per Visintin che finta contro Brooks, va a prendersi l'arresto, il tiro e il canestro dell'Osto, spalle canestro contro Filloi, prova a trovare spazio centralmente dell'Osto, 4-0 di marca triestina, ma in vantaggio sono gli ospiti. Raffaeli verso dall'Osto, dentro per Possamai, se la gioca spalle canestro con Candussi che lo stoppa, ma in qualche modo Visintin recupera, appoggia il pallone al ferro. Trieste 2, Umana chiusi 10, a spallata poi con il diretto avversario, pallone toccato di piede, in qualche modo Trieste recupera, Ferrero, Brooks va dall'altra parte per Filloi, il tiro, sfrutta il blocco di Candussi di fronte a Possamai, l'uscita di Ferrero che non riceve, ancora Brooks va in solitaria, penetrazione mano sinistra, appoggio al vetro, Vildera nel classico tentativo di pick and roll centrale che poi non si chiude, Bossi ancora Vildera dai 5 metri al tiro, lo prende, lo segna, ancora Brooks in penetrazione centrale, fino in fondo, Brooks appoggia al tabellone sul cronometro della partita, De Angeli sbaglia, recupera rimbalzo, Vildera, tabellone, canestro per Giovanni Vildera, mister concretezza, Trieste 20, chiusi 24, Filloi ancora un blocco di De Angeli, c'è Campogrande dai 7 metri, sbaglia, Tillman contropiede per Dell'Osto che in qualche modo riceve al volo e segna Nicolò Dell'Osto, 32-35, ciò che più conta però sono i punti questa sera, riscattarsi e poi insomma ritrovare la strada della vittoria. Bossi in qualche modo ha anche un po' di fortuna e pareggia a quota 35. Vede molto bene De Angeli che in canestro acrobatico va a segnare, primo vantaggio della partita, squillo di Capitan De Angeli. A Bossi prova a spingere in transizione, vede Brooks che prende il tiro immediato, a qualche modo a rimbalzo ci va Brooks che già dall'altra parte prende, tira e segna. Eli Brooks, la risposta ai turbamenti in casa biancorossa. Ancora Filloi che cerca spazio centralmente, va dall'altra parte da Capitan De Angeli, tripla a bersaglio Eli Jamison Brooks, arriva il blocco di Filloi per lui che però sceglie di andare direttamente al tiro, arriva l'assistenza in blocco di De Angeli per Brooks che prova di nuovo la tripla dalla medesima posizione, medesimo risultato e la serata chiaramente di Eli Brooks. Trieste sul più 11, 7 minuti e 42 secondi al termine del match, Bossi penetrazione fino in fondo, canestro, fallo, tiro libero supplementare, spalle canestro proprio con Bossi, vuole giocarsela magari per il fade away e così prende il tiro e va canestro l'americano. Brooks ricevere la penetrazione centrale, bel passaggio per Candussi, rovesciato e canestro. L'Umana non sbagliava nulla all'inizio, Trieste invece non trovava se stessa anche sotto di 12 punti, poi ha trovato la forza nel secondo quarto di rientrare, pareggiare e passare in vantaggio. Trieste vince contro l'Umana chiusi per 98-90, si riscatta dopo i due derby persi, pensa a Rimini, pensa a ritrovare gli infortunati, a far ripartire la propria stagione. Allora, questa è la partita dunque vinta dalla Trieste, Pallacanestro Trieste. Torniamo alla lettura dei giornali sul Corriere della Sera, in prima pagina. Vediamo lo scontro che poi troveremo anche sugli altri quotidiani. Meloni Schlein, scintille alla Camera e scontro anche con il leader dei 5 Stelle. Questa è la notizia, poi ancora tutte le regioni partono uguali, il commento sulla riforma
Calderoli e l'autonomia, poi convegno antiaborto, bufera sui leghi stabili e tra i promotori ma non c'ero, dice il leghista. Poi ancora Ucraina, accuse dopo la strage, Mosca ha colpito un nostro aereo con 65 prigionieri di Kiev, la replica colpa loro, aiuti a Zelensky, in Senato rispunta l'asse Lega 5 Stelle, poi il Carroccio corregge l'ordine del giorno. Indagata anche la legale, manipolarono Alessia Pifferi, sotto inchiesta le 2 psicologhe per il caso di Alessia Pifferi che lasciò morire la figlia Diana di 18 mesi, sono finite sotto inchiesta per favoreggiamento e falso ideologico 2 psicologhe del carcere di San Vittore. Indagata anche la sua legale, il PM è stata manipolata, perquisite le case delle psicologhe che avrebbero suggerito il vizio di mente come tesi difensiva e manipolato alcuni test. Milano, più PM contro le violenze sulle donne, il procuratore Viola, Milano più magistrati per combattere la violenza sulle donne, bisogna inoltre aumentare, dice a capo della procura Marcello Viola, la vigilanza sull'incrocio tra criminalità economica e alcune presenze in città della criminalità organizzata. E poi c'è un'intervista all'attore Renato Pozzetto che si racconta: infanzia, amici, passioni, io, Cochi, Iannacci, che bella vita, ma penso sempre a mia moglie. E anche qui un ricordo, la maglia numero 11 nel caffè di oggi di Massimo Gramellini, ricordo di Gigi Riva. La Repubblica, vediamo qui il titolo è La velina nera, nuovi attacchi di Palazzo Chigi a Repubblica, l'accusa del bollettino inviato a ministri e parlamentari, ci fa la guerra, e in aula la Premier avverte Stellantis, penalizzato chi delocalizza. La replica, investiti miliardi, gioviamo all'economia. Schlein, Meloni contro la stampa, ma tace sulla sanità, imita l'Ungheria. Questo l'attacco di Repubblica. Poi ancora il manganello sovranista, il commento di Massimo Giannini. Vediamo ancora, sempre sulla Repubblica, trattori e sit-in, così esplode l'ira degli agricoltori in Europa. E ancora i giochi velenosi dello zar Putin con la NATO. Seydu Sar, Hollywood fa paura, preferisco Fregene, l'intervista al protagonista del film che è stato candidato all'Oscar. Ancora vediamo la stampa, autonomia, sanità a rischio, questa è la scelta, con le nuove regioni taglio delle risorse agli ospedali in metà paese, Schlein accusa questo governo è letale, privatizzazioni, Meloni attacca di nuovo Stellantis, la replica in Italia investiti miliardi. Renzi, così si colpisce la libertà di impresa. Ancora le analisi, la riforma non ferisce la Costituzione ma si calpesta il diritto alla scuola. Poi House of Confindustria, la sfida Orsini-Garrone. Vediamo ancora La notte di Alain Delon, l'attore francese, la mia vita è finita, voglio morire, quel mito imprigionato nel passato, l'uomo più bello del mondo non vuole sopravvivere oltre la sua naturale decadenza, Alain Delon è afflitto dagli strascichi di un ictus. Allora andiamo a vedere ora, invece di collegarci con la sala operativa della polizia locale per parlare del traffico in città, abbiamo al telefono il commissario Fulvio De Grassi, buongiorno. Sì, buongiorno Buccarella, a lei e tutti i telespettatori. Buongiorno. Cominciamo con il dire che la giornata, anzi la nottata appena trascorsa non ha manifestato niente di particolarmente importante per quanto riguarda noi, solamente interventi da parte delle nostre 2 pattuglie serali che ricordo ultimano il servizio alle ore 02:00. Per quanto riguarda il momento attuale, il traffico ovviamente è scarso, aumenterà ovviamente durante il proseguo della mattinata, comunque in questo mese è caratterizzato di solito sempre da una movimentazione un po' scarsa, visto lo strascico poi delle feste, qualcuno che va in villeggiatura, insomma non abbiamo grossi picchi anche se il lavoro non manca. Per quanto riguarda qualcosa in agenda dovremmo avere lavori di potatura alberi in Viale Sanzio, perciò ricordo appunto in Viale Sanzio ci sono dei divieti temporanei per permettere la potatura, attenzione a chi abita nei pressi. Ricordo ancora che è sempre chiuso il raccordo di via Marchesetti con la grande viabilità triestina, con la 202 Ter,
in direzione Trieste, perciò attenzione all'altezza di Catinara. Niente, per il momento non abbiamo altre particolari notizie, eventualmente se ci fosse qualcosa ci faremo sentire. Benissimo, allora eventualmente poi ci aggiorneremo. Grazie allora delle informazioni, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie altrettanto a voi. Grazie, noi proseguiamo con la lettura dei giornali, delle prime pagine, resa dei conti alla Camera su Libero, le sportellate di Giorgia, questo è il titolo, avviso agli agnelli, hanno ceduto ai francesi, le auto italiane vanno fatte in Italia, fuoco su Elli, ci chiede di affrontare le questioni lasciate irrisolte dal PD, grazie, mazzata a Conte, finita la stagione dei soldi buttati, ha distrutto la nostra credibilità. E poi qui in sempre prima pagina Luca Zaia, chi critica l'autonomia si legga la Costituzione, dice il governatore del Veneto. I 45 senatori del Sud che hanno tradito il Sud hanno votato l'autonomia in barba alle promesse, dice invece il Fatto Quotidiano. Elettori gabbati, Bongiorno, Lotito, Occhiuto, Musumeci, Sisto e compagni dovevano tutelare il meridione e Meloni chiedeva di abolire le regioni. E poi Ucraina, Lega in ritirata sotto il fuoco di Meloni e Crosetto. Ancora domani, sanità, scontro tra Meloni e Schlein, il primo duello lo vince la Dem, questa è invece la lettura del domani. Al question time le due leader dibattono sulla responsabilità delle crisi del Servizio Sanitario Nazionale, la segretaria PD inchioda la Premier, ministra del governo Berlusconi che impose il tetto alle assunzioni. Alla Camera nuova polemica con Stellantis, celata la vendita ai francesi. Giallo sull'aereo russo abbattuto da Kiev, invece ancora l'approfondimento del domani, i russi uccisi 65 prigionieri ucraini, gli uomini di Zelensky, falso, trasportava missili. Allora, c'è una telefonata, mi dicono. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Esposito, sono il presidente dell'ASI. Il presidente, mi scusi? Dell'ASI regionale, un ente di promozione. Va bene, dica pure. Buongiorno. Allora, io ieri ho assistito un intervento di La Terza e di Nicolini, abbastanza un attimino confuso, perché... Sì, dica. Sì, perché vedo la televisione. Sì, dica pure. Diretta, perfetto. Allora, mi va ben tutto, so benissimo che c'è una diatriba tra le due società di Prosecco, Primorie 1924 e l'FC Primorie, ma non è per niente vero che noi non abbiamo dato un servizio ai bambini, quello che poi interessa di più a me come ente di promozione. Noi il bar di Prosecco è stato completamente svaligiato, infatti abbiamo effettuato delle denunce, abbiamo tenuto il bar chiuso per 3 giorni e i genitori erano consapevoli di tutto quello che è successo e ci sono stati molto vicini. E abbiamo fatto di tutto, abbiamo avuto danni per decine di migliaia di euro, è sparito il trattorino che serve per la manutenzione ordinaria del campo di calcio, abbiamo le foto, abbiamo fatto le denunce ai carabinieri di Trieste, ma mi sembra il presidente Zuppin le ha fatte al Scialo De Leo di Basovizza. Quindi veramente io questa classe politica di Basovizza, scusi, e di Prosecco. Ma quello che mi fa un attimino un po' anche arrabbiare è tutta la volontà che noi stiamo mettendo. Abbiamo il centenario quest'anno, stiamo spendendo migliaia di euro, abbiamo preso un contributo da 500.000 euro per fare tutto il campo, abbiamo cercato di collaborare con le persone di Prosecco facendo questa società 1924 per farli vivere nel mondo del calcio, giusto che la cittadina viva nel mondo del calcio insieme a noi questa situazione. Presidente, magari fra poco rivedremo anche il servizio per far capire anche ai nostri telespettatori esattamente di che cosa si tratta. È stata fatta un'analisi, perché La Terza e Nicolini non hanno fatto un colpo di telefono a parlare con il presidente Zuppin prima di fare quel tipo di intervista, che è stata completamente sbagliata. Allora, noi possiamo anche offrire la possibilità eventualmente di dire la sua. Io, se vuole, La Terza e Nicolini ci possiamo incontrare anche in diretta da voi.
Ho capito. Sarebbe veramente bene, perché abbiamo una comunità di Prosecco sì. molto grande. Sono tutti Ci lasci allora il suo questo. contatto telefonico e poi vediamo insomma di promuovere, di organizzare questo incontro o comunque questo confronto. Grazie intanto di averci portato anche la sua voce, il suo punto di vista. Grazie al Presidente, insomma cercheremo di chiarire ancora meglio la questione. La questione è quella che vediamo pubblicata anche sul Piccolo e fra poco rivedremo anche il nostro servizio. Campo sportivo Rona, pressing di adesso Trieste sulla gestione in proroga. Lodi esamineremo la situazione. Fra l'altro anche noi abbiamo sentito l'assessore Lodi, vi faremo sentire la sua replica diciamo anche nella giornata di oggi. Quindi vivace batti-ribatti a distanza ieri fra i consiglieri di Adesso Trieste Riccardo Laterza e Kevin Nicolini e l'assessore Elisa Lodi sulla situazione del campo sportivo di Prosecco e tra gli impianti che il Comune delega in regime di concessione a società sportive per lo svolgimento delle loro attività, così Laterza e Nicolini. Le regole delle concessioni prevedono che fra i criteri da seguire figuri anche la valutazione dell'attività svolta dal concessionario in ambito territoriale a favore dei giovani, con particolare riferimento all'attività sportiva, dilettantistica e sociale. Ebbene, hanno evidenziato la deliberazione di giunta che riguarda il Rona conferisce la concessione all'ASD Nogometni Club Football Club Primorie che oltre a non risultare iscritta ad alcun campionato ha utilizzato tale presupposto per ottenere un contributo di quasi 23.000 euro per la straordinaria manutenzione di servizi di supporto, spogliatoio e magazzino. Questo dicono appunto, denunciano i consiglieri. Secca la replica di Lodi, trattandosi di una proroga di concessione, non avendo avuto notizia come amministrazione del fatto che nel frattempo Primorie, firmatario originario, era stato sostituito da un'altra società denominata in maniera pressoché identica, con relativo trasferimento di tutti i giocatori, non avevamo strumenti per agire diversamente. Ora faremo i passi necessari per chiarire la situazione. Non so se è possibile intanto far rivedere appunto il nostro servizio che dà conto proprio della conferenza stampa di ieri dei consiglieri di Adesso Trieste sulla situazione appunto del campo del Primorie. Vediamo. Dalla chiusura del bar del campo alla verifica della concessione, passando per la voce delle comunelle, una situazione non semplice, oggetto dell'interessamento della civica Adesso Trieste, che oggi ha illustrato alla stampa la prossima interrogazione che approderà nell'aula del Consiglio Comunale. Il riferimento è il campo sportivo Rona di Prosecco, campo comunale cui concessione è stata rinnovata nel 2022 al Nogometni Club Primorie, società che non avrebbe, secondo l'analisi dei consiglieri, nessuna attività sportiva in essere. Parallelamente però c'è a oggi chi utilizza il campo, ovvero il Primorie 1924, club che vede la propria prima squadra in seconda categoria. Come si spiega questa situazione, si domanda Adesso Trieste? Il Comune nel 2022 ha concesso una proroga della concessione di questa struttura a una società che è il Nogometni Football Club Primorie, che non svolge più attività sportiva a quanto ci risulta, ormai anche da qualche anno, mentre invece c'è un'altra società, il Primorie 1924, che pur svolgendo attività sportiva non ha la concessione della struttura. Abbiamo verificato nell'atto appunto di proroga della concessione che non c'è nessun riferimento appunto né a una relazione sulle attività che questa società dovrebbe svolgere in favore dei giovani, in particolare del territorio, ma neanche alcun riferimento al coinvolgimento delle comunelle che gestiscono il territorio sul quale è costruito questo impianto sportivo, che nel 2015 avevano firmato un accordo con il Comune che prevedeva l'obbligo di essere consultati nel caso appunto di atti di questo tipo. La richiesta del capogruppo Riccardo Laterza per mezzo dell'interrogazione è quella di ottenere chiarezza sugli atti e quindi trasparenza nella gestione delle concessioni, visto che a Trieste c'è molta fame di spazi sportivi da parte delle società. Ci sembra l'ennesima dimostrazione di mala gestione del patrimonio pubblico da parte della Giunta di Piazza, in particolare dell'assessora Lodi, che ha la competenza sugli impianti sportivi, ed è il motivo per il quale abbiamo presentato questa interrogazione, sperando di ricevere delle risposte che ci confortino sulla regolarità degli atti e sul fatto che effettivamente gli impianti sportivi vengano assegnati alle società che ne hanno bisogno, e sono veramente tante sul territorio le società che non hanno la possibilità di gestire il proprio impianto sportivo.
Allora, torniamo a leggere i giornali, sempre sulla pagina del Piccolo, che riguarda sempre il comune e un impianto sportivo, ma questa volta il Rocco. Nuovo prato per il Rocco, pronto il progetto della FIGC. Ora la delibera per i lavori, quindi è pronto il progetto della FIGC per rifare il prato del Rocco. La Giunta lo approverà nella prossima seduta. A quel punto la Federcalcio regionale potrà bandire la gara per selezionare l'azienda a cui affidare l'intervento, che prevede la sostituzione del sottofondo del campo con l'installazione di un nuovo sistema di irrigazione, per la prima volta di un impianto sotterraneo di riscaldamento che consentirà di mantenere il calore geotermico del terreno anche in condizioni meteo estreme, rendendolo praticabile per tutta la stagione sportiva. Questa è la notizia pubblicata adesso, oggi appunto sul Piccolo. Vediamo ancora sempre sul Piccolo invece l'altra querel che riguarda invece la cabinovia. Roma ha detto no alla cabinovia, Russo svela le carte, è finita, contrario il parere consultivo rilasciato a settembre dei comitati tecnico-scientifici del Ministero. Il consigliere PD rilancia l'offensiva. Il progetto della cabinovia quindi sarebbe definitivamente affossato da queste carte. Allora rivediamo insieme il servizio relativo proprio alla conferenza stampa in cui Francesco Russo ha presentato i testi dei massimi esperti del Ministero della Cultura. Vediamo. Sono riuscito a fare un accesso agli atti, ad avere la possibilità di visionare i documenti che i due massimi comitati scientifici del Ministero della Cultura hanno elaborato sull'Ovovia. Il risultato è incredibile, anche se è molto simile a quello che abbiamo detto negli ultimi 2 anni. Una bocciatura totale dell'Ovovia, soprattutto per quanto riguarda la sua compatibilità con Portovecchio. Sembra voler inseguire una chimera tecnologica piuttosto che proporre una ricerca di soluzioni adeguate. È uno dei passaggi contenuti nel verbale dei tecnici del Ministero della Cultura sul progetto della cabinovia Mare Carso. A presentare i documenti della soprintendenza regionale e dei comitati alle belle arti e al paesaggio è stato oggi in una conferenza stampa il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo. Pareri che, ha detto Russo, mettono una pietra tombale sul progetto. È detto che non ci possono essere piloni, non ci possono essere cabine, che anche le stazioni di arrivo e di partenza non sono compatibili con quel complesso architettonico e che c'è un grave problema di tipo ambientale. Lo dicono i maggiori esperti nazionali, che sono i consulenti diretti del ministro Sangiuliano. Tra i passaggi più significativi quello che ritiene irrisolte molte questioni legate alla compatibilità con il luogo e alla mobilità, poiché non si propone nessuna alternativa possibile ai numerosi giorni previsti di Bora. Osservazioni che sembrano ricalcare quanto il Comitato Nuovo Via e le opposizioni dicono fin dal primo giorno. Russo ha poi attaccato sindaco e giunta che da ben 3 mesi terrebbero nascosti i documenti in loro possesso. Io dico al sindaco di Piazza che è venuta l'ora di raccontare la verità. Lui aveva già questi documenti dal mese di ottobre e li ha tenuti nascosti a noi e li ha tenuti nascosti ai cittadini. Oggi prendiamo atto che è chiusa definitivamente la vicenda dell'Ovovia così come è stata proposta. C'è una cosa interessante, il Ministero parla esplicitamente di un'alternativa. Parla del tram come alternativa da realizzare in Portovecchio. Allora io credo che quello sia il modo per evitare di perdere i 64 milioni di euro, che se no sarebbero una grandissima responsabilità del sindaco di Piazza e della sua giunta. Giunta comunale che ha prontamente risposto alle osservazioni appunto esposte in conferenza stampa da Francesco Russo. L'hanno fatto in particolare gli assessori Lodi e Bertoli. Allora risentiamo insieme le interviste. Passaggi precedenti la presentazione del progetto definitivo della cabinovia. Non si fa attendere la replica da parte degli assessori ai lavori pubblici Elisa Lodi e al Portovecchio Everest Bertoli a quanto detto oggi in conferenza stampa dal consigliere Russo. Il consigliere Russo mistifica i fatti, ovvero ha fatto una conferenza stampa dove ha portato a conoscenza di documenti ormai ben superati, documenti che non erano assolutamente riservati, documenti che riguardano una fase di progettazione preliminari che non erano vincolanti
mirabolanti che sono stati superati da tutta una progettazione successiva e da interlocuzioni successive anche col Ministero. Documenti che ad oggi non sono ormai inutili discutere, nel senso abbiamo una progettazione definitiva che è stata presentata insieme al sindaco in Salotto Azzurro e quella che fa fede, è quella che ci permette con le autorizzazioni ricevute di proseguire avanti con l'iter per l'esecuzione dei lavori. Bertoli va oltre e annuncia la proroga delle tempistiche per il progetto al 2026. Il senatore Russo, in cerca di un attestato di presenza politica, insomma, della sua vitalità, perché oramai lo sappiamo, cerca di tirare fuori argomenti sensazionali. In realtà i documenti che tira in ballo sono documenti superati, sono rilievi tecnici che è vero che la Soprintendenza di Roma aveva fatto, i tecnici, tra cui per esempio possiamo aggiungere il fatto di perché non si fa un percorso di tram in Porto Vecchio. Ci sono proprio delle questioni tecniche, abbiamo chiarito molto bene, nell'ottica di collaborazione con la Soprintendenza e con tutti gli enti che hanno partecipato alla stesura dei pareri definitivi per la conferenza di servizi, abbiamo fornito non solo le spiegazioni ma le nuove progettazioni. Aggiungo ancora un dato che così magari gli risparmio il tempo di fare un'ulteriore conferenza. Il governo italiano ha chiesto a Bruxelles e Bruxelles ha sentito, proprio perché il progetto è un progetto che interessa anche il governo, la proroga dei termini dal 2024 al 2026. Forse Russo non è a conoscenza di questo documento, ma non perché lo stiamo tenendo nascosto, ma perché è un documento del governo italiano. Allora, ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora torniamo alla rassegna stampa, torniamo a leggere il piccolo di Trieste in modo particolare, poi ci occuperemo anche di qualche tema di carattere nazionale, ma andiamo alla tragedia di ieri mattina. Ne abbiamo già parlato nella puntata di ieri mattina, purtroppo, perché è successo tutto nelle prime ore della giornata. Rogo in casa innescato da un impianto di fortuna, muore a 37 anni. Jan Edoardo Penco, ispirato probabilmente nel sonno, soffocato dai fumi. Quando i vigili del fuoco hanno fatto eruzione in casa lo hanno trovato disteso sul letto, ormai morto, con le fiamme che iniziavano a divorare il pavimento. Jan Edoardo Penco, 37 anni, triestino, è deceduto nell'incendio divampato ieri mattina attorno alle 7 nell'appartamento al quarto piano di via Ponzanino 5 nel rione di San Giacomo, dove abitava. Con molta probabilità è ispirato nel sonno. Le cause del rogo sono tristemente chiare, lo abbiamo visto, il giovane che evidentemente non aveva il riscaldamento a casa, per non stare al freddo si era costruito una sorta di impianto fai da te, aveva inserito un tubo metallico nella ventola del forno della cucina collegandolo con la camera dove dormiva, così da diffondere il calore. Un sistema rudimentale molto pericoloso. Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate a questa conclusione osservando la scena che hanno trovato non appena sono entrate nella stanza del 37enne. Sul posto il 3 pompieri, anche il 118, i carabinieri presenti con varie pattuglie hanno lavorato subito per risalire all'identità del giovane. Ma la vicenda sul piano investigativo non ha molto altro da dire. Da quanto risulta, Penco viveva di impieghi saltuari, in passato aveva lavorato come attrezzista nei film e nella logistica portuale. Più di recente, come riferisce chi lo conosceva, faceva il rider. Non aveva molti contatti con il resto degli inquilini del palazzo, anche perché, così raccontano i vicini, era una persona che tendeva a dare problemi, spesso urlava, faceva confusione e danni, ha raccontato uno dei condomini, ci riferisce Giampaolo Sarti sul piccolo. Ma rivediamo insieme il servizio realizzato dal nostro Gianluca Paladin ieri sul posto. Incendio questa mattina in un appartamento dello stabile in via del Ponzianino 5 a San Giacomo. Purtroppo è deceduta una persona. È successo intorno alle 7, 7 e mezza di questa mattina al lavoro. I vigili del fuoco di Trieste, i carabinieri e la polizia locale, che ha dovuto anche chiudere la strada. Fiamme e fumo hanno invaso l'appartamento al quarto piano di via del Ponzianino. La vittima, Edoardo Penco, 37 anni, non ce l'ha fatta. È morto mentre si trovava ancora disteso a letto. Un rogo sviluppatosi alle 7 del mattino, per quello che pare
sembrare a tutti gli effetti essere un incidente. Secondo la ricostruzione le fiamme sarebbero divampate a causa di un impianto di riscaldamento improvvisato costruito dalla stessa vittima, un tubo collegato al forno della cucina che terminava nella camera da letto per riscaldare la stanza. A causa delle fiamme il pavimento non ha retto e si è sgretolato fino a far cadere i calcinacci nell'appartamento sottostante. La stanza della vittima è stata avvolta da un fumo nero. Il 37enne stava dormendo sul soppalco della propria camera. È lì che si è addensato il fumo, causando la morte del giovane. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre al personale del 118. Mentre gli abitanti del condominio venivano fatti evacuare, i pompieri si facevano strada in mezzo al fumo per arrivare alla stanza della vittima dell'incendio, quindi hanno proceduto allo spegnimento delle fiamme. I soccorritori del 118 invece non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 37enne. Nel frattempo via del Ponzanino è stata isolata con la chiusura della strada per permettere lo svolgimento delle operazioni. Dopo lo spegnimento dell'incendio sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dello stabile e di bonifica, così come l'abitazione della vittima. Anche l'appartamento sottostante al terzo piano, abitato da una famiglia di origine serba, è stato dichiarato inagibile, questa a causa delle infiltrazioni d'acqua e dei detriti che cadevano dall'alto. Allora andiamo ancora a vedere la tragedia di via del Ponzanino, sempre sul piccolo. Viene fatto un focus su un altro episodio, sempre nella stessa zona. Pasqua 2021, l'incendio nello stabile accanto per nascondere l'omicidio Lardieri. Era stato dato alle fiamme un alloggio vicino al numero 3 della strada. C'è il precedente in quella stessa strada, proprio nel condominio situato accanto a quello a cui è divampato l'incendio ieri mattina. In via del Ponzanino 3, lo stabile in cui era stato trovato morto il 36enne triestino Luca Lardieri in seguito a un incendio. Il giovane, come emerso successivamente durante gli accertamenti, aveva problemi di tossicodipendenza e viveva abbandonato a se stesso. Il suo nome era noto da tempo ai servizi di salute mentale e alle forze dell'ordine. Era il giorno di Pasqua del 21, il corpo della vittima era stato rinvenuto nell'appartamento all'ultimo piano. In un primo momento tutto faceva pensare a un decesso conseguente a un'esplosione, a un incendio che effettivamente si erano verificati. Lo scoppio aveva innescato le fiamme, distrutto l'alloggio, ma si trattava di una copertura perché il 36enne era stato ucciso, come scoperto durante le indagini della squadra mobile. La vittima era stata assassinata con una coltellata al collo. Anche in quel caso il cadavere era stato rinvenuto disteso sul letto e parzialmente ustionato. Tracce di sangue erano state rinvenute sul materasso ma anche in varie zone dell'alloggio. La mobile era poi risalita a un 28enne di origini dominicane, Luis Alberto Toledo Mansueta, incriminato con l'accusa di omicidio volontario, incendio doloso, lesioni e calunnia. Lo straniero, noto anche con il soprannome di Albo, da anni residente a Trieste, era l'inquilino di Lardieri. Ancora alcune notizie brevi, sempre sul piccolo. Tombola per Leonardo, oggi alle 19:30 al Triestina Fan Club Capriccio di via Bramante si terrà la tombola benefica per aiutare il piccolo Leonardo, recentemente operato a Udine, quindi un appuntamento benefico oggi alle 19:30. Poi le arance della salute, sabato fra via Dante, piazzale Rosmini, Torri, Opicina e Mugge, volontari distribuiranno le arance della salute ricavato della donazione devoluto alla Fondazione AIRC. E ancora la messa per Paolo Giovannini, scomparso a dicembre, domani alle 18 nella chiesa di Roiano, una messa in ricordo del fotografo. Ancora vediamo la difesa dei consultori, ora nei consultori profili professionali riuniti tutti assieme e orari potenziati. Il direttore generale di Asugi Poggiana difende il riassetto. Le proteste si guarda al luogo fisico e non al servizio. Mentre le sigle FIALS, CGL e CISL, abbiamo avuto un esponente ieri nel nostro post telegiornale, confermano lo stato d'agitazione. Riorganizzazione e CSM, stato d'agitazione proclamato dai sindacati. La riorganizzazione
del sistema consultoriale con l'aggravarsi del clima tra i lavoratori, unita alla mancata riapertura sulle 24 ore del centro di salute mentale di via Gambini, hanno spinto FIAS, CGIL e CISL a indire lo stato di agitazione. Sentiremo delle voci anche oggi su questi temi. Torniamo invece a leggere il quotidiano, sempre Il Piccolo, ma nella primissima pagina di cronaca. Ecco qui la celebrazione del 92, l'appello al dialogo lanciato da Wojtyla viene a commento di quella che è la notizia data ieri: Francesco, il pontefice a Trieste. Il Papa chiuderà la settimana sociale dei cattolici il 7 luglio, messa finale in Piazza Unità, attesi oltre 1500 delegati. Papa Francesco chiuderà quindi la 50ª settimana sociale dei cattolici a Trieste domenica 7 luglio. A darne notizia il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi. È un annuncio non del tutto inatteso, viste le indiscrezioni alla presentazione milanese dell'evento lo scorso settembre, ma l'ufficialità di ieri viene salutata con particolare soddisfazione dai vertici di Regione e Comune. Anche noi abbiamo realizzato un servizio intervistando lo stesso vescovo Enrico Trevisi che ha parlato proprio di questa importante visita. Vediamo il servizio di Umberto Bosazzi. La notizia è stata battuta dall'ANSA attorno alle 14 e non è giunta del tutto improvvisa, giacché stamattina, conversando con i giornalisti durante l'appuntamento per la ricorrenza di San Francesco di Sales, il vescovo Trevisi aveva accennato alla possibilità che Papa Francesco potesse essere a Trieste in occasione della 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia. Quindi la conferma dalla Santa Sede. Il Santo Padre, ha scritto Monsignor Giuseppe Baturi, segretario della Conferenza Episcopale Italiana, nel comunicato finale del Consiglio Episcopale Permanente della CEI, sarà con noi domenica 7 luglio per portare un messaggio ai partecipanti all'appuntamento di Trieste e per celebrare la messa che sarà celebrata dunque in Piazza Unità. Prepariamoci con la preghiera ad accogliere Papa Francesco, si legge sul sito della diocesi in un comunicato firmato dal vescovo Trevisi, perché sia un momento in cui rafforziamo la nostra partecipazione alla costruzione della nostra comunità ecclesiale e civile. Incontrerà certo tutti i delegati della settimana sociale dei cattolici in Italia, ma poi anche la città, evidentemente la nostra Chiesa. Era una notizia che già avevamo capito che il Papa avrebbe desiderato, però il programma tardava ad uscire e allora non potevamo dare nessuna conferma. Siamo nella periferia dell'Italia, si legge ancora nella nota, che vuol dire nella frontiera che ci porta all'incontro con altri popoli e culture. L'incontro di luglio è sulla partecipazione e sulla democrazia, però è anche interessante che questo incontro sulla partecipazione e democrazia viene fatto in periferia, viene fatto a Trieste, che siamo sulla frontiera. E allora ecco, così mi sembrava giusto anche un po' richiamare un po' questi paradossi. Siamo certo chiamati a partecipare, a creare un mondo, ho scritto anche seguendo gli insegnamenti continui di Papa Francesco, di giustizia e di pace, e dall'altra parte anche però aperti agli altri. Siamo appunto in periferia, che vuol dire anche che siamo con un piede da una parte e un piede dall'altra, siamo in qualche modo protesi ad incontrarci. Dunque 32 anni dopo Papa Wojtyla un altro pontefice sarà nella nostra città, anche se nel corso degli anni Papa Ratzinger e lo stesso Bergoglio dalle nostre parti erano stati. Benedetto XVI ad Aquileia nel maggio del 2011, Papa Francesco a Re di Puglia nel settembre del 2014. Ecco, con le immagini appunto della visita precedente, leggiamo anche qualche commento a questa visita sul Piccolo. Massimiliano Fedriga, grande emozione per tutta la regione. Roberto Di Piazza, la gioia enorme per l'incontro bis. Claudio Giacomelli, la risposta pronta della città. Ancora vediamo appunto altri commenti. Il riconoscimento del lungo cammino da Ettore Rosato. Roberto Cosolini, tappa rilevante anche per chi non crede
crede, il forte segnale di speranza, Walter Godina, insomma tutti i commenti sicuramente improntati all'entusiasmo per questa nuova visita, e qui viene ripercorso, come già fatto appunto da Umberto Bosazzi nel suo servizio, le altre celebrazioni e altre visite di altri pontefici. Qui vediamo la visita di Wojtyła in particolare a Trieste, la celebrazione del 92, l'appello al dialogo da parte di Giovanni Paolo II. Allora andiamo invece all'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo. Qui vediamo la notizia, scusate ancora un attimo, eccolo qui: settantenne sparito nel nulla, scattano le ricerche in giardino, inquirenti in azione con il georadar nel cortile di una villetta dell'Isontino, l'ex compagna è indagata, il giallo di Poggio Terza Armata, quindi il lento scandagliare del georadar palmo a palmo per molte interminabili ore, i passaggi meticolosi dell'unità cinofila, il paziente lavoro dell'escavatrice meccanica sono i fotogrammi dell'operazione incorniciata da tutti i contorni del giallo, condotta ieri a Poggio Terza Armata, frazione di Sagrado, nel terreno retrostante una villetta a 2 piani al Civico 7 di Via Nuova, circa 200 metri quadri che potrebbero dare risposta a un mistero che ne è stato di Vito Mezzalira, settantenne, ex dipendente di Poste Italiane, originario di Mantova, ma vissuto per lunghi anni a Trieste prima della quiescenza e del trasferimento nella località isontina. La villetta, posta sotto sequestro da qualche mese, sembra congelata nel tempo. La cassetta della posta trabocca di ricevute e di raccomandate, in quanto indagata all'ex compagna di Mezzalira è stato notificato un avviso di garanzia e la donna si trova ora in casa di familiari. Quindi questo è il mistero di Poggio Terza Armata. Vedremo quale sarà l'evoluzione di questa vicenda. Ma ieri ci siamo occupati anche di un'altra notizia di cronaca, di una tentata rapina nella zona di via Carducci, zona Barriera per intenderci, a una tentata rapina a una gioielleria, però il titolare di questa gioielleria è riuscito a mettere in fuga il rapinatore. Non so se è possibile rivedere insieme il nostro servizio. Il servizio è realizzato per noi da Gianluca Paladini. Minacciato con un coltello, il titolare del negozio si è difeso, prendendo e lanciando addosso al rapinatore la prima cosa che aveva vicino a sé, un blocco di nastro adesivo, sufficiente per spaventare l'uomo e farlo scappare. Tentata rapina in via Carducci alla gioielleria Oro Gemma, l'episodio è avvenuto nel pomeriggio del 13 gennaio scorso, ma la notizia è emersa solo ora. Un uomo triestino di circa 50 anni si è presentato nella gioielleria, ma anziché chiedere notizie e delucidazioni sulla merce in vendita, ha tirato fuori un lungo coltello da cucina, intimando al titolare dell'esercizio di dargli tutti i soldi che aveva. Anziché obbedire al rapinatore, il proprietario del negozio non ci ha pensato 2 volte e ha scagliato addosso all'uomo un rullino del nastro adesivo che aveva davanti a sé sul bancone. L'uomo, centrato in pieno dall'oggetto e forse sorpreso dalla reazione della vittima, non ha insistito oltre ed è scappato verso largo Barriera. In quel momento il proprietario della gioielleria ha avvisato la Polizia di Stato. La questura ha inviato gli agenti sul posto. Il rapinatore però aveva già fatto perdere le proprie tracce. Le indagini della polizia però proseguono, al vaglio le immagini di videosorveglianza della zona, contestualmente alla raccolta di testimonianze, anche sentendo gli altri esercenti commerciali di via Carducci. Allora, questo è il servizio, c'è una telefonata in arrivo, la sentiamo subito. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa Bucarella, mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Maurizio, come sempre ho appena mandato una mail al vostro studio, sì. E quindi volevo parlare un attimo che è abbastanza, mi sembra un argomento del tutto attuale, sì. È quello che io le dico a parole adesso mie, no? Da quello che ho scritto anche. Diciamo sì. Che riprendo da quello che la segretaria del FNSI, del sindacato della stampa sarebbe, no? Sì. Che insomma dice che Alessandra eccetera, no? Dice che praticamente i partiti di maggioranza, cioè il Partito d'Italia, si oppongono, diciamo, alle informazioni che
in qualche modo anche altri che non sono, diciamo, di quell'area politica, come dire, fanno. Allora, per dire, Report un esempio, diciamo, in qualche modo è stato, viene dedicato o è stato addirittura, non so, verrebbe messo fuori di circolazione, non sarà più. Allora, questa, segretaria, che, come dire, dice che è giusto che sia la informazione di tutti e bisogna appunto denunciare queste cose. Io ho detto un po' di qua, di là, di qualcosa, sa Trump, che Donald Trump potrebbe divenire probabile presidente, sa come atteggiamento da dota ancora peggiore, perché lui parla, dico a voi del studio, ai telespettatori, parla molto in pubblico, che chiama poi il suo popolo, no? E cerca un po' di evitare proprio la stampa. Allora io dico, raccolto queste informazioni, dico sinceramente, dalla Repubblica in gran parte. Poi è giusto che ciascuno dica la sua, ci sono tanti giornali. Ma io anche a voi, infatti io dico, chi è, anche verrà, voi anche lei avrà un po' una sua opinione, o dici semplicemente va bene, che... grazie Maurizio per questi spunti, poi leggeremo anche magari la sua mail quando avremo anche l'ospite in studio. Grazie degli spunti, torniamo un attimo ancora a leggere la rassegna stampa prima della conclusione, abbiamo ancora pochi minuti. Cambio al vertice della CGIL del Friuli Venezia Giulia, Pezzetta lascia, arriva Piga, il voto dei 124 delegati oggi è 13°, la presenza del leader nazionale Landini. Poi ancora le vicende internazionali, abbattuto un aereo in Russia, Mosca, terrorismo di Kiev, per il Cremlino sono morti 65 prigionieri a bordo pronti per uno scambio, l'Ucraina prima accusa a bordo bombe, poi ritratta, mancano conferme. E invece per quanto riguarda la Striscia, le famiglie dei rapiti fermano gli aiuti, primi ostaggi a casa. Queste le vicende delle guerre, l'iniziativa del governo polacco, Tusk tenta la svolta sia l'aborto legale. Ancora Trump vince ancora, bis in New Hampshire, ma Haley non si ritira. A migliaia in piazza contro il governo Miley, sciopero generale in Argentina. Poi traffici in calo, si parla del nostro porto e anche di quello di Monfalcone, il peso della crisi globale, giù ro-ro e container, perso il 3,5% dei volumi totali, reggono i treni, bene le crociere, è un 2023 negativo quello che si chiude per i traffici commerciali del porto di Trieste, che si allinea al trend globale di difficoltà vissuto dalle catene di fornitura. Gli oltre 59 milioni di tonnellate di merci movimentate fra Trieste e Monfalcone sono il 10% in meno rispetto ai valori pre-pandemia, ma l'autorità portuale considera il dato in linea con la crisi in atto. Allora rivediamo il servizio di Umberto Bosazzi. Le tensioni geopolitiche e i conflitti in atto hanno creato ulteriori problemi che si sono aggiunti a quelli lasciati in eredità dal periodo pandemico. La crisi è arrivata anche a Trieste e potrebbe durare nel tempo. Così il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino ha commentato il lieve calo dei dati registrati dagli scali triestino e monfalconese nel corso del 2023, che pure vedono una crescita dei valori del traffico ferroviario. Gli interporti di Fernetti e Cervignano hanno movimentato 12.379 treni, confermando i due scali il primo sistema ferroviario in Italia. Per quanto concerne i volumi totali, Trieste chiude con 55,6 milioni di tonnellate di merce movimentate, meno 3,42%. Con Monfalcone si superano invece i 59 milioni, comunque al di sotto dei valori pre-pandemia. Trieste resta il primo terminal petrolifero del Mediterraneo. Lieve calo anche per rinfuse liquide, 37,3 milioni di tonnellate, meno 1,42%, più pesante nel settore merci varie, meno 6,43. Trend inverso e tutto positivo invece per il traffico passeggeri. Lo scalo triestino ha registrato complessivamente un totale di 468.000 croceristi, più 7,15%. Dobbiamo saper diversificare per reagire agli shock, ha aggiunto D'Agostino. Nell'insieme l'Adriatico orientale ha offerto una prova di forza contenendo le perdite e investendo nel settore ferroviario e su nuove linee nell'area inframed con l'Egitto e il Marocco. L'autostrada del mare, che
che conta 14 toccate settimanali tra Trieste e i maggiori scali turchi, ne ha raggiunte in totale 804, erano 862 nel 2022, anche per navi più grandi messe in linea. Per quanto riguarda il numero di veicoli, le unità sono state 324.000, meno 3,84%. Nella sottocategoria Ro-Ro, che negli ultimi anni segnava un trend sempre positivo, la perdita si assesta sul meno 6,79%. In controtendenza la sottocategoria dei mezzi commerciali a bordo dei traghetti, 24.551 unità, pari a più 47,91%. Forte calo per le rinfuse solide con 443.811 tonnellate, meno 31,69%, contenuto quello del settore contenitori. Allora, ancora qualche istante per leggere le notizie. Lo stop all'emendamento PD e le garanzie arrivate dal centrodestra, braccio di ferro tra schieramenti sull'idrogeno verde dal Marocco. Ancora l'Agenzia per il lavoro del Porto di Trieste dimezza a gennaio lavoratori a chiamata. ALA guarda con favore all'impegno sul molo ottavo. Da un lato le negative ricadute occupazionali legate al Mar Rosso, dall'altro la determinazione del governo per la piattaforma logistica. Ancora gli approfondimenti riguardo al porto. Ieri c'è stato anche l'incontro promosso dalla Camera di Commercio e Confindustria, delegazione egiziana di Damietta, confronto con il sistema Trieste. Ancora sempre sul piccolo, l'attualità in 30.000 per salutare Rombo di Tuono. Dolore e lacrime non hanno alcuna età. Monsignor Baturi nell'omelia ricorda l'alto profilo morale dell'uomo e le prodezze da atleta. Torna a correre a braccia alzate. Le esequie dell'ultimo eroe del calcio. Riva, non è andato via solo nostro padre, era un familiare di tante persone. Il messaggio commosso del figlio Nicola. Da Cannavaro ad Sisti, ex compagni azzurri in fila per omaggiarlo. Tutta Italia si è collegata, boomer e pure i giovani, per la sua ultima partita. Cagliari tornato campo principale. Questi gli approfondimenti su questo lutto, appunto, non solo appunto nel mondo del calcio. Partoriente maltrattata, la bimba muore, le lacrime di Marica scuotono la Serbia. Dopo l'esito dell'autopsia il medico è stato arrestato. Esplode il tema delle violenze nei reparti di ostetricia. Qui una notizia insomma molto drammatica. Belgrado, la storica Chinatown di nuovo divorata dalle fiamme. Invece rogo nell'area commerciale era già successo 3 anni fa. Queste le pagine principali dei Balcani sul Piccolo di oggi. Ancora la congiuntura infrenata, sale la cassa integrazione. Nel 2023 il ricorso agli ammortizzatori sociali in aumento del 25%. In Friuli Venezia Giulia le vertenze Varsila ed Electrolux spingono la cassa integrazione straordinaria. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con la nostra prima ospite, Barbara Odorico, consigliera vicepresidente della 6ª circoscrizione di Forza Italia. Fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora, buongiorno a Barbara Odorico, vicepresidente della 6ª circoscrizione, Forza Italia. Buongiorno, bentornata nei nostri studi, grazie di essere qui. So che fra poco ci collegheremo anche con il nostro Bernardo Gulotta, che è già pronto per il suo collegamento mattutino. Allora, sì, lo vedo già pronto, allora gli diamo subito la linea. Sì. Allora, a te la linea, Bernardo, dove ti trovi questa mattina? No, non ci sei. No, ancora sembrava pronto ci aveva dato l'illusione di essere pronto appunto per il collegamento. Ci colleghiamo con lui fra poco, vedremo appunto dove è andato a fare le sue incursioni mattutine. Cominciamo subito però a trattare forse il tema del giorno, uno dei temi insomma di queste giornate, che è quello dei consultori, no? Sì. Allora i consultori che vengono, diciamo così,
razionalizzati, accorpati ad altri e quindi chiusi insomma in sostanza, c'è anche quello di San Giovanni, quello di via Assai. Allora, come vede il servizio? Perché ci sono state molte proteste per la chiusura dei consultori, sono scesi in campo sia persone, associazioni, cittadini comuni, politici, anche gli stessi dipendenti dei consultori con i sindacati, insomma c'è stato molto dibattito. Beh, sicuramente è un tema molto forte e molto caldo in questo momento. Io ho un approccio di solito abbastanza pratico nel decidere da che parte stare o comunque come affrontare diciamo, la problematica che mi si pone davanti. E quindi ho un attimo cercato di vedere come funzionano anche i consultori, anche perché si conoscono da anni, però gli anni passano e non sempre il servizio resta lo stesso. E sono andato un attimo a guardare anche nei giorni scorsi e alla fine mi sono resa conto che ad esempio proprio quello di San Giovanni, sì, certo ci sarà la chiusura, però aperto al pubblico era veramente poco. Quindi evidentemente anche di personale ce n'era poco. Quindi una riorganizzazione purtroppo aveva un senso. Vi do dei dati, era aperto, non ricordo le giornate, ma comunque 3 giorni a settimana per 3 ore dalle 9 a mezzogiorno e un giorno alla settimana 2 ore al primo pomeriggio, dalle 2 alle 4 o dall'1 alle 3, adesso non ricordo. Questo era il servizio sia su appuntamento sia il servizio che le persone potevano avere andando in sede. Perché c'era comunque poco personale. Poco personale. Quello di San Giovanni non aveva nemmeno la possibilità di interagire con i giovani che invece altri consultori hanno. Chiaramente è sicuramente un qualcosa che porta via qualcosa a San Giovanni, però io dico siamo a Trieste, le zone vengono raggiunte in maniera molto facile, 20 minuti si arriva più o meno dappertutto, oltretutto da San Giovanni la 6 e Roiano è un attimo. Quindi diciamo che sì, capisco le proteste, capisco che si voglia levar via un qualcosa che era in quello di San Giovanni. Nel territorio, no? Nel territorio, però diciamo che la sede per quello che è utilizzata così poco è anche uno spreco sicuramente di denaro pubblico, mentre riuscire a utilizzare il personale, che ricordiamo il personale non viene licenziato, semplicemente dovranno trasferirsi, dovranno cambiare. Questo personale si trasferirà o a Valmaura o a Roiano, certo. E sicuramente ci sarà molta più persone e in effetti il consultore, ad esempio Stock, sicuramente lavorerà per 5 giorni a settimana, 6 ore al giorno. Quindi vedete bene, la differenza è notevole, cioè parliamo di 5 giorni volte 6 ore rispetto a 4 giorni volte 3, addirittura uno di questi giorni un'ora sola. Sto parlando chiaramente del rapporto con le persone, poi indubbiamente chi lavora dentro avrà avuto da fare incontri con le persone, probabilmente anche devono interagire anche a casa degli aiuti, assolutamente sì. Poi un'altra cosa che io ho notato è diciamo, la differenza di utilizzo da parte della popolazione dei consultori. Da una ricerca che ho trovato, Friuli Venezia Giulia utilizza il consultorio il 3,9% su 100 abitanti, mentre ad esempio ci ritroviamo in Emilia Romagna che i consultori vengono utilizzati per il 12-13% cioè su 100 abitanti, quindi la differenza è molto, molto grande, quindi in realtà noi non abbiamo nemmeno l'abitudine ad andare al consultorio. Il motivo chiaramente non lo so, però evidentemente noi ci affidiamo al medico di base, ci affidiamo ad altre cose. Una cosa in più da mettere nella pentola, diciamo, è il fatto che comunque ad esempio il consultorio
di Roiano sarà comunque affiancato anche a questi nuovi centri che pian pianino si stanno creando per dar spazio e anzi dar respiro, diciamo che è più corretto dirlo, sia medico di base che al pronto soccorso. Quindi diciamo sono delle riorganizzazioni che quando sono in atto sicuramente creano grossissimi problemi all'utenza, che si deve abituare. Novità, no? Sono delle novità che uno fa difficoltà a digerire, diciamo, però io ho fiducia che tutto questo porterà qualcosa di positivo per noi. Un servizio in più, insomma, un servizio in più, anche perché, ripeto, se noi abbiamo un servizio dalle 9 a mezzogiorno e invece ce l'abbiamo dalle 9 alle 4 di pomeriggio, le cose cambiano. Chiaro. E molti più utenti riescono anche a utilizzarlo, e forse anche parlandone tanto, banalmente, le persone forse si ricorderanno anche di utilizzarlo. Poi, se effettivamente l'utilizzo del consultorio sarà sempre più diventerà un qualcosa di positivo per le persone, ben venga probabilmente anche una riorganizzazione in futuro. Insomma, certe cose cambiano nel tempo, ma possono cambiare, insomma. In questo momento la mia idea è questa. Benissimo, l'ha espressa molto, molto chiaramente, insomma, sulla riorganizzazione cosiddetta dei consultori in città. Ora ci colleghiamo con Bernardo Gulotta, che questa volta è pronto, c'è per collegarsi con noi, e ancora non abbiamo capito dove si trova, però. Allora, buongiorno Giusto? Bernardo, dove ti trovi? A San Giusto, ipotizza la nostra Buongiorno, sì, corretto. Bravissimo. Buongiorno a entrambe, buongiorno ai telespettatori. Siamo a San Giusto, a 2 passi dalla cattedrale, manutenzione straordinaria delle alberature dei giardini e viali cittadini. Questo è uno dei punti di cantiere che analizzeremo questa mattina, perché poi più tardi saremo in compagnia dell'assessore comunale all'urbanistica, al verde pubblico, al territorio Michele Babuder, che ci farà un quadro di ciò che vedremo in questi primi passaggi. Dopo ci spostiamo non di molto, resteremo un po' a San Vito e poi ci avvicineremo verso Barcola. Questo è uno dei punti cantierati, serve rifare le alberature, questa è la zona interessata. L'altra zona interessata qui a San Giusto invece riguarda la seconda fila di alberi che si trova alle mie spalle, che adesso andremo a vedere, che rientra in quel lotto di manutenzioni del verde pubblico, in questo caso, che guarda sia alla manutenzione ordinaria, proprio quella relativa al verde e ai beni pubblici, ma anche per un richiamo turistico sempre più accattivante. Non è questa la stagione delle grandi visite al castello, a Trieste solitamente più l'estate a chiamare un flusso molto importante di turisti, sebbene ormai la città stia diventando meta un po' tutto l'anno. Questo è il punto, grazie a Elisabetta Gessi, è il punto dove infatti si interviene con la posa di una seconda fila di alberature e la sistemazione del pavimento che vedete anche dai Masegni. Poi verrà rimesso e verrà anche rilivellato, e sempre sui Masegni si parla molto spesso anche per la riqualificazione di Piazza Unità o delle piazze in generale del centro storico. Ieri con Uberto Fortunadrossi proprio è emersa questa particolarità di quale pietra utilizzare, quale è la migliore, la più idonea per il rifacimento delle piazze, quella che si sgretola di meno, quella che nel tempo garantisce le migliori prestazioni, quella che ha anche un impatto visivo importante e che si coniughi col contesto. Questo dunque è la zona di San Giusto. Lo rivediamo un attimo, perché poi quando ne parleremo con l'assessore Babuder saremo probabilmente altrove, e quindi diamo un secondo sguardo all'area di cantiere. Adesso non c'è nessuno lavoro, ma come vedete tutto in corso d'opera. Ci spostiamo adesso non di molto, quindi vi richiederò la linea tra poco, una decina di minuti grosso modo, per farvi vedere altri 2 punti che sono anche vicini geograficamente, che saranno oggetto, come detto, del punto della situazione dei lavori in compagnia dell'assessore tra una mezz'oretta, 40 minuti circa. Benissimo, grazie Bernardo Gulotta. Intanto leggo anche qualche segnalazione da parte dei nostri cittadini, dei nostri telespettatori. Ci scrive Nevio, Rione di Servola, marciapiedi di via di Servola che va dalla chiesa fino all'incrocio di via Pitacco, ma va bene, tutto bene, dice saluti Nevio. In realtà ci manda una foto, vediamo se riusciamo ad aprire il link, no, qualcosa che ci rimane
manda a Facebook, lo faremo magari più avanti, non è così immediato, mentre Pierpaolo ci manda altre foto che facciamo vedere fra poco. Dopo una mia precedente segnalazione, scrive, circa lo stato nella zona di uscita dalla rampa della sopraelevata in via Caboto e della strada in riva a Cadamosto all'intersezione con via Parlotti, almeno nel primo caso qualcosa si è fatto, mentre nella suddetta via, come da foto allegate, adesso le vedremo, la situazione risulta essere invariata. Pare ci sia un palleggiamento di competenza in merito alla proprietà della zona in questione, ma se qualcuno si facesse male o peggio, allora sì che ci sarebbe uno scambio di responsabilità. Grazie dell'attenzione. Allora vediamo se riusciamo ad aprire le foto che ci invia il signor Piero. Ecco qui è una situazione di un tombino, appunto, di una situazione che ci aveva già segnalato Comunque a è un suo classico tempo. a Trieste, perché ce ne sono infatti tantissimi, possiamo e io togliere vedo anche che questa. tantissimi, anche l'assessorato di Babuda riesce anche a intervenire e a sistemarli. Purtroppo si vede che tante volte la sistemazione dura poco, perché in verità anche qua ci sono tipo appunto sono queste assolutamente rotaie, sono Il problema della pericolose, strada che diceva probabilmente sono quelle strade che una volta erano provinciali, adesso se le spalleggiano un ufficio o l'altro. Esatto, proprio purtroppo questo è palleggiamento di questo tipo, un altro è vero. problema. Ecco, io so che gli un'altra. uffici, quando richiediamo l'intervento per diciamo chiudere delle buche veloci così, di solito sono piuttosto solerti nel farlo. La cosa importante è mandare sicuramente la foto, la via e il numero civico dove si trova il problema, perché in questo modo anche l'ufficio riesce a mandare velocemente i tecnici ad intervenire. Le criticità sono tante. Quello che io ho notato anche andando così in giro, insomma, banalmente per le strade nostre, che anche le strade fatte da poco hanno comunque una durata inferiore, si rovinano presto. Sarebbe presto. forse da fare uno studio per capire il motivo, come mai, insomma. Può darsi che siano i mezzi pesanti che comunque creano questo problema, la maggiore presenza di mezzi pesanti, la qualità dell'asfalto, poi anche io ho notato che sono favorevolissima alle rotonde, perché credo che creano, aiutano nella prevenzione degli incidenti, però le rotonde creano anche un percorso obbligato e quindi diciamo, l'affossamento in certe zone è ancora più forte, profondo, e soprattutto più per quanto evidente. riguarda gli autobus e i mezzi pesanti in generale, Certo. che quindi sono obbligati a passare sempre nel stesso posto, e lì veramente si crea il buco dell'asfalto, che poi diventa pericoloso per gli utenti, soprattutto dei mezzi a due ruote, insomma, però. C'è un'altra segnalazione su buche in via Flavia da parte del signor Marino, buche e manto stradale rovinato in via Flavia come in via Caboto in vari punti. Però io invito tutti gli Ecco. ascoltatori comunque a mandare le foto con il numero civico e la via di questa segnalazione, al di là di Sveglia Trieste che li raccoglie, però in verità dovreste inviarli alla vostra circoscrizione di appartenenza o all'ufficio servizio strade del comune di Trieste, perché così diciamo che sia la circoscrizione interessata riesce a raccogliere anche più segnalazioni e mandare magari l'intervento mirato su quella strada, magari di più buche, di più segnalazioni, o della zona si riesce anche a intervenire in maniera più puntuale e più razionata, ecco, senza andare a spot che sono situazioni di perdite di tempo poi alla fine anche, no? Allora, sentiamo la telefonata, poi leggiamo anche le mail, che sono tante, sui consultori, ne arrivano in continuazione. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Giulia. Giulia, buongiorno. Io volevo parlare dell'incrocio tra via Molino a Vento, largo Pestalozzi e via del Vetro. Sì, ecco, l'ho che ben è stato presente. cambiato per via dei lavori alla galleria. Adesso che sono chiusi rimane così, una schifezza, con una praticamente in mano di uno specchio. Capito.
Lo faccio quotidianamente, quindi ho ben presente, insomma, questo che è cambiato in relazione poi anche a quella che è la rotatoria che è stata fatta in largo Pestalozzi. D'accordo, ma i lavori per la galleria sono finiti, quindi non vedo perché non si può ripristinare. Allora, era stato annunciato che sarebbe stato sperimentale, però appunto, si poteva valutare anche il suo mantenimento. Chiederemo magari all'assessore. No, sperimentale, io non ho trovato nessuna. Sì, era stato detto che se avesse funzionato la sperimentazione sarebbe stato prorogato. Lo chiediamo magari all'assessore più tardi. Sì. Lo chiediamo all'assessore principale con uno specchio. Con le laterali che vedono benissimo e la principale non vede niente. Perché ha tutto dietro la schiena. Non è ben sistemato, insomma, è vero. Allora lo chiederemo dopo all'assessore Babuder, perché è sicuramente un tema che interessa tanti automobilisti triestini che passano magari quotidianamente da quelle parti, no? Per magari andare o tornare dal lavoro. Grazie Giulia per avercelo segnalato, perché è vero. Prego Giulia. Ancora domandare una cosa. Sì. Voi parlate sempre di questi Masegni. Sì. Bene, bellissimi, sono antichi, però antichi vuol dire che una carrozzina sopra non ci passa bene. È una cosa impossibile. Ho capito. Ecco, quindi allora se dovete fare i Masegni, almeno fate una striscia di cemento normale, dove possano passare le carrozzine, perché questo può essere un problema. Cioè non si può passare. Chiarissimo Giulia, c'è anche la comodità e la comodità di dover passare, no? Anche per chi magari non ha una buona mobilità. Si parla tanto di barriere architettoniche, ma qua le creiamo, Va bene, grazie alla signora Giulia. Nel frattempo credo mi sia arrivata anche una risposta diretta dall'assessore Babuder, che dice che tutto è stato sistemato e molti residenti hanno chiesto il mantenimento, anzi lo stop ha notevolmente rallentato i pericoli di investimenti pedonali, in particolare in prossimità di via della Bastia. Quindi questa è la come tutte le ricordavo che ci fosse appunto come tutti gli interventi che vengono fatti, abbiamo le persone che sono favorevoli e sono anzi propense alla modifica sia di interventi fisici nella nostra città che di organizzazione, e invece poi ci sono quelli che sono contrari. Fa parte della nostra... Però molti hanno gradito questa nuova sistemazione. Ma sì, perché poi uno vede magari l'altro lato di avere una situazione di sicurezza, quando uno, secondo me la sicurezza è molto più importante poi. No? Diciamo che è vero di quello che diceva la signora, che non molti hanno, cioè i triestini ci hanno messo molto a comprendere la nuova viabilità e abituarsi più che altro, no? Alla nuova viabilità. Quindi c'è stato un momento così di disorientamento, in cui magari chi aveva la precedenza si fermava in mezzo alla strada. Adesso insomma le cose sembrano andare meglio, è un anno di distanza. No, infatti, assolutamente. Allora, abbiamo un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Buongiorno a voi. Io vorrei portare il discorso su una cosa molto più pesante e molto più importante, a mio avviso. Anche le strade, le buche, tutto è importante, però abbiamo un quarto di popolazione a Trieste che è in miseria. Un quarto di popolazione. Era scritto sul giornale, non lo dico io e non lo dite voi, perché io non ho la possibilità di controllare. Questi certamente non hanno neanche il telefono per chiamare Tele4. Adesso io mi chiedo e mi domando, e la sua ospite dovrebbe saperlo, in Portofranco Nord, detto Porto Vecchio, è un porto franco internazionale che andrebbe sviluppato con il lavoro. Le concessioni di quell'appezzamento andrebbero messe sul mercato, andrebbe fatta un'asta. Ci sono tante industrie di ultima generazione che potrebbero essere inserite in quel sito. La regione sta investendo milioni in modo illegale.
È illegale, basta leggersi l'articolo 190 della legge di bilancio 2014 e l'articolo 205 della legge di bilancio 2017. Va bene, tutti zitti. Ce l'ha detto più volte, però insomma vedrebbe, signor Fulvio, uno sviluppo lavorativo, diciamo, da parte... Per un sacco di tempo mi permetta di parlare. Ma lo dice ogni giorno, Fulvio, comunque il focus... le responsabilità e non fanno niente. Chiarissimo. Sono omertosi su questa questione. Va bene. Omertosi. Sì. Grazie Fulvio, buona giornata a lei. Io prendo spunto da quello che ha detto, così mi è venuto, lui all'inizio ha parlato un quarto della popolazione triestina è in povertà. Se noi pensiamo il ragazzo che è morto ieri mattina non aveva riscaldamento in casa e se non sbaglio era un rider, sì, esatto, aveva lavori saltuari, quindi aveva 37 anni, poi non conosco la sua storia, però fa pensare questo, no? Quindi il fatto che ci siano situazioni di questo genere nella nostra città è un qualcosa che deve far riflettere la politica e deve cercare di intervenire. Purtroppo le situazioni di disagio ci sono, noi a San Giovanni purtroppo ne abbiamo parecchie. Io sempre, quando sono qua, cerco di mantenere i riflettori sulla situazione di Via Bonomo, che in questo momento è un po' più tranquilla. Perché? Perché gli avventori si posizionano al coperto vicino al Giulia, però sappiamo bene che appena sono un po' la temperatura migliora, escono e si riposizionano di nuovo. Quindi io spero che nelle varie riassetti o riorganizzazioni della SUGI sta portando avanti, che magari anche il CERT venga spostato da San Giovanni oltre che i consultori. Insomma, questa è una mia speranza, perché insomma non vedo altre soluzioni per aiutare e sistemare questa annosa questione che ormai San Giovanni la vive da quando c'è il CERT lì da noi. Insomma, questa è una cosa che mi fa ancora di più riflettere, ma insomma non è la sede questa per andare avanti a discuterne. Allora, un'altra telefonata subito. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Boccarella, buongiorno a lei e a Dodorico. Grazie, buongiorno. Nivea al telefono. Nivea, buongiorno. Grazie. Allora, io ho visto il vostro servizio in cui mostra che è stata messa a posto la buca in via dei Baiardi. Più in alto c'è un tombino della fognatura che è ceduto anche, e hanno messo a posto, vengono gli operai e mettono questa betonata di catrame, non so che cos'è. Dura quel che dura, specialmente se una strada è in salita, specialmente se ci passano sopra mezzi pesanti perché c'è un cantiere lì vicino con un enorme scavatore. Specialmente se l'acqua di Villa Giulia ogni pioggia scorre in maniera inqualificabile giù per via dei Baiardi. Dura quel che dura. Chiaro. Ecco, questo volevo dire. Quindi richiederebbe un qualcosa di più duraturo, insomma, come intervento. No, signora Buccarella, mi scusi un momentino, volevo dire a lei se quando viene in servizio, quando sarà a Bernardo Gulotta e con Babuder, se hanno intenzione di mettere a posto la scalinata di San Giusto con la Labarda, cosa che sollecita anche sempre il signor Claudio, è vero, però adesso appunto sono 70 anni di Trieste all'Italia, ci vuole proprio l'occasione giusta, ha ragione. Tutto quanto, insomma, tutto, non solo davanti a San Giusto. Ringrazio. Va bene, grazie Nivea, grazie dei suggerimenti. Allora, buona giornata a lei. Noi credo dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, poi rispondiamo anche ai nostri telespettatori, ma leggiamo anche tutte le mail sui consultori. A fra pochissimo.
Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, sempre in compagnia di Barbara Odorico, consigliera della sesta circoscrizione. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Esther Pacor. Mi scuso Esther Pacor, di disturbare buongiorno. così presto di mattina, ma ho sentito Buongiorno. la consigliera che non conosco e volevo chiederle. Allora, la legge sui consultori regionali nostra è del 78, quindi quest'anno ricorreranno i 46 anni dalla legge. La legge prevede una serie di cose. È possibile mai che si dica sempre siamo alla ristrutturazione, vedremo, faremo meglio? Oggi c'è anche l'intervista del direttore dei servizi, no? Ecco, la cosa non deve essere gestita dai dipendenti dell'ente, ma la responsabilità è degli organismi e quindi sono la regione con il suo presidente e il suo assessore e i comuni, tutti i comuni della provincia, per esempio per quanto riguarda Trieste, ma anche della regione, visto che la legge è regionale. Se la legge prevede la gestione sociale del servizio consultoriale che c'era all'inizio e poi è sparita, se la legge prevede addirittura 6 figure professionali in ogni consultorio, che sono psicologo, sociologo, ostetrica, ginecologa, pediatra, assistente sanitaria e anche la consulenza legale, e che deve esserci un consultorio ogni 20.000 abitanti, perché non farlo? Il personale c'è, si potrebbe assumere anche altre persone, i finanziamenti nazionali ci sono, per fortuna grazie alla legge anche gli aborti sono diminuiti moltissimo, anzi ormai grazie anche alla RU 486 c'è il day hospital, quindi non grava su nessuna attività diciamo così ospedaliera e le donne non abortiscono più, abortiscono molto meno grazie alla diffusione di metodi anticontrazzettivi. Quindi cosa costava costruire un tavolo in cui si invitava chi voleva a discutere di un progetto? Chiaro, ecco, questo è il problema che mi pongo. Chiarissima. Grazie del suo grazie, contributo, grazie dell'intervento. Leggiamo magari qualche mail che riguarda proprio i consultori, poi risponderà la nostra ospite. Allora, sto ascoltando con molta attenzione, ci scrive Carla, la relazione pure obiettiva della chiusura del consultorio, ma da San Giovanni a Roiano quanti autobus devono prendere le mamme con i bambini? La 6. La 6 e basta. La 6, vabbè, però l'esempio e se, magari... se proprio vogliamo dire, per arrivare al consultorio c'è la 12. La 12 passa ogni mezz'ora, quindi uno ci mette, se uno va in autobus, ci mette meno tempo con la 6 ad arrivare a Roiano che prendere la 12 e andare al consultorio, se proprio andiamo a fare i conti precisi. Chiedo scusa. Sì, prego. Ricordiamoci, siamo a Trieste, non siamo a Roma o a Milano, la struttura nostra della città, siamo piccoli, cioè non possiamo pensare, perché cioè io sono la prima a dire che le donne hanno bisogno dei consultori e che un aiuto che deve esserci e deve rimanere. Io non ho detto che sono contro i consultori, io semplicemente dico se un consultorio è aperto 3 ore al giorno per 4 giorni a settimana, non è meglio averne uno che è aperto 6 e da quello che io ho letto diventeranno 10 ore al giorno perché riesco a riunire tutti i professionisti in un'unica struttura, una o due, insomma adesso sappiamo che ci saranno in realtà quella di Valmaura che viene ristrutturata e quella della Stock che accorperanno quelli che hanno chiuso, e avere un servizio così più puntuale per le persone. Cioè questo non è una questione di essere contro i consultori. L'ascoltatrice che ha chiamato prima, lei dice che c'è un numero di 20.000 ogni consultorio. Esatto, io ne sono a conoscenza. Ci vuole un consultorio ogni 20.000 abitanti. Però bisogna anche verificare quanto questi consultori vengono utilizzati. Se già nel nostro piccolo, dove avevamo comunque i consultori nel territorio, venivano poco utilizzati, facciamoci una domanda. Allora la domanda è: perché non erano aperti a sufficienza? Perché non c'era il personale? Perché la gente non sa di utilizzarli? Adesso i consultori sono chiusi, perché ormai è assodato che San Giovanni e San Marco, via San Marco sono chiusi. San Giacomo, sì. San Giacomo, adesso vediamo come vanno le cose. Io non
da quello che posso sapere e posso conoscere, sia la Regione, nella veste dell'assessore regionale Riccardi, non ha nessuna intenzione di eliminare la sanità pubblica o distruggere tutto quello che c'è nel territorio, ma si sta razionalizzando e modernizzando tutto. E in questo momento questa è una fase di transizione non facile, io mi rendo conto, non è banale questo, ma mi ha fatto anche riflettere, tra l'altro, le parole che ha detto Riccardi qualche tempo fa in un'intervista. Cioè lui fa un certo tipo di lavoro alla sanità regionale, stesso lavoro che fa il suo omologo in Emilia-Romagna. In entrambi i casi fanno praticamente le stesse cose e le opposizioni sono feroci in entrambi i casi, solo che le opposizioni sono esattamente l'opposto, perché abbiamo un governo di destra, di centrodestra in Friuli Venezia Giulia e centrosinistra in Emilia Romagna. Le opposizioni sono le opposte e fra gli assessori si dicono com'è sta storia, perché allora facciamoci anche una domanda sull'opposizione. L'opposizione è sempre, a prescindere, quello che dice uno poi lo propone e quando arriva l'altro poi magari va avanti col progetto quando diventa lui, quando si trova lui a governare. Cioè siamo veramente in una situazione paradossale in cui non viene detto di no al progetto in quanto tale, ma non si danno delle motivazioni reali. Io ho sentito Fortuna Drossi ieri, credo, o l'altro ieri. Cioè lui ha dato dei dati, ha dato delle motivazioni per cui a certi progetti non era d'accordo, comunque ha dato anche un modo per migliorare il progetto. Tante volte l'opposizione, delle proposte concrete, tante volte l'opposizione nostra non è capace di dare proposte, è soltanto un no a tutto, tanto è che non sono capaci nemmeno di trovare il Presidente della Commissione Trasparenza. Evidentemente le idee sono molto confuse. Qui c'è anche l'attacco politico, insomma, quello che sta succedendo in comune, no? Con la Commissione Trasparenza. Diceva ancora Carla, poi vi passo la telefonata, dice: se il consultorio si spostava al Burlo non era forse più adatto invece di lasciare questo meraviglioso ospedale lasciato un po' dimenticato, ma in realtà il migliore per l'assistenza alle donne e ai bambini. Qui torniamo insomma al vecchio Burlo, no? Al suo ruolo e allo spostamento previsto poi a Cattinara, quindi un altro tema sicuramente. Poi ancora invece Giuliano, scusate, un uomo dice: portare 4 consultori da 4 a 2 non si chiama razionalizzazione ma taglio, andare da San Giovanni a Roiano per una persona sola e con problemi non è una passeggiata, insomma si sta facendo a pezzi la sanità, dice Giuliano, mentre Marina dice: la gentile ospite dice che a Trieste i consultori sono poco utilizzati, in realtà sono utilizzati spesso dalle donne che aspettano bambini o con bambini piccoli, ma proprio la presenza di consultori favorirebbe più nascite, secondo la signora Marina. Allora, sentiamo la telefonata, poi commentiamo anche queste mail. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno signora Bucarella. Niente, volevo farvi una segnalazione. Prego. Allora, 6-7 mesi fa, dopo che ho avuto l'intervento al ginocchio, sono cascato in via Stock, dove è la fermata della Corriera. Sì. Sono cascato che del marciapiede distrutto là. Mi dispiace. L'altro ieri o 4 giorni fa, non mi ricordo, sono cascato di nuovo. Perché del marciapiede e coso. 2 mesi fa è cascata mia moglie, è cascata. E si decidono di fare questo marciapiedi o no? Sempre in via Stock? Via Stock, sì. Dopo la caserma che si doveva aprire, fare, dire cose, è tutto pieno di erba e cose, e non fanno niente. Ma come mai tutti i lavori trascurati così? Lì stanno andando avanti, però i tempi sono lunghi. Allora, cosa gli volevo dire, signor Boccarella? Glielo chiediamo poi di nuovo all'assessore, allora anche segnalazione sempre sul marciapiede di via Stock, va bene. Dopo un'altra cosa, scusi, prego, quel signore che telefona ogni mattina, chiede cose del Friuli e cosa,
non può lasciare il posto anche agli altri che telefonano sempre ogni mattina, sempre la stessa roba. No? Va bene, grazie a lei, insomma, ascoltiamo un po' tutte le telefonate, almeno ci proviamo. Grazie al signore che ha telefonato, buona giornata a lei. Allora, dicevamo prima sui consultori, poi passiamo a leggere anche le altre mail, ce n'è una arrivata poco fa da Claudio Visintin anche. Allora, sì, in realtà ha già replicato, no? Sull'utilizzo anche. Io, guardate, questi sono dei dati che io ho scaricato, chiunque può andare a cercare, cercando consultori familiari, ci sono tutti quanti i report degli anni passati dei vari consultori delle varie regioni, quindi anche fare un confronto, perché a me non piace, diciamo, valutare soltanto la nostra realtà, anche perché noi dobbiamo sempre fare riferimento anche alle altre regioni, nel bene e nel male. Qualche volta lavoriamo bene e quindi siamo sicuramente propositivi e abbiamo un buon studio, e dall'altro lato invece magari ci troviamo ad avere le situazioni diverse per cui siamo in negativo. Cioè io a vedere i dati comunque del consultorio, ripeto, ho preso in esame semplicemente la nostra regione con l'Emilia Romagna, anche perché ho trovato, essendo una regione molto attenta a queste cose, una regione comunque gestita dal centrosinistra, mi pareva, anche se numericamente chiaramente la popolazione non è paragonabile alla nostra, ma insomma diciamo che questo era. E devo dire la verità che certi dati mi hanno comunque fatto così, l'utenza media rispetto a una media nazionale del 5,2, l'Emilia Romagna utilizza 9,9 come utenti che usano il consultorio familiare. Noi siamo a 3,3. Cioè sono veramente dei numeri bassi rispetto comunque ad altre regioni. Quindi mi domando, è sempre la stessa cosa che ho detto anche prima, il motivo per cui questo succede. Poi abbiamo l'utilizzo del consultorio. Sicuramente, allora, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, il 10% viene utilizzato per consultazioni dei ginecologi. La media nazionale è 11%, l'ostetrica è il 25%, in effetti si diceva questo, che più di tutto è ostetrica, pediatri, eccetera, per l'aiuto alla prima infanzia, che assolutamente è un momento in cui la donna è più debole e ha sicuramente bisogno di sostegno, più sostegno possibile, ma in effetti questo c'è. Assistenti sociali 16%, psicologi 25%. La cosa che utilizzo dell'approccio multidisciplinare, offerta formativa, rilevazione delle soddisfazioni degli utenti. Certo, riunione ed organizzazione dell'equipe. Il Friuli Venezia Giulia è il primo. È il primo. Quindi, la riunione equipe funziona da Dio. Discussione casi in equipe anche 87%, quindi diciamo la discussione e le riunioni siamo in eccellenza, ce ne sono e siamo a posto. Modalità, scusate ma ho gli occhiali da lontano, quindi faccio difficoltà a vedere. L'offerta attiva 87%, quindi in questo siamo comunque propositivi. La soddisfazione degli utenti siamo al 25%. Quindi facciamoci una domanda, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Qualche problema. Poi certamente io non sono io quella che deve dare le risposte, io faccio delle puntualizzazioni su un tema, delle considerazioni, per avere anche un contrappeso, per avere una discussione costruttiva, cioè, rendetevi conto di questo, cioè, io non voglio affossare niente, non voglio cancellare niente, una discussione propositiva per migliorare il servizio dei cittadini, per migliorare la nostra città. Il signore anche in un'altra mail ha parlato sempre, è difficile arrivare a Roiano. Ma di cosa stiamo parlando? La 6, la 8, arrivano dirette. Cioè non abbiamo una difficoltà nell'arrivare né da San Giovanni. Uno sull'altipiano, per dire, no? Esattamente, cioè, anche lì se uno riesce ad avere la macchina è più facile forse andare sull'altipiano per problemi di posteggio cioè sono tante le cose che diciamo mettono in campo lo spostamento, però diciamo dal punto di vista veramente di autobus, la 6 è un autobus che funziona tantissimo d'estate e d'inverno, lo sappiamo,
quindi insomma diventa facile raggiungere, insomma, dopo anche Valmaura è la stessa cosa, dividiamo un po' la città in due parti, se no diciamo che rischiamo di, se restavamo come l'altro giorno, abbiamo un servizio comunque inferiore. Allora, buona giornata dottoressa Laurea, la consigliera ospite gradita Barbara Odorico, sono Claudio Visintin, non faccio richieste di politica, solo se lo permette gentile conduttrice, ricordo ai telespettatori di questa benemerita rubrica seguitissima che oggi alle 19:30 al Triestina Fan Club Capriccio di via Bramante si terrà la tombola benefica per aiutare il piccolo Leonardo recentemente operato a Udine. Tombola per Leonardo, aiutiamo la famiglia del piccolo Leonardo. Grazie per aver dato la notizia, grazie a lei per avercelo ricordato, signor Claudio, grazie. che salutiamo, insomma, e quindi una sottolineatura importante. Oggi alle 19:30 al Bar Capriccio Triestina Fan Club. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, penso di essere in linea con lei, dottoressa. Sì, buongiorno. Mi chiamo Zuccolin e abito nel rione di Campi Elisi. Sì, buongiorno. Volevo portare in evidenza, dato che ho sentito più di qualcuno che si lamentava di buche, di strade e di tutto, anche dove che abito io, che frequento un giardino di sgambettamento per cani, c'è dei grossi ma grandi problemi in quel giardino. Io sono caduta 2 volte e diciamo che la seconda volta mi sono anche rotta il polso. Oh, ci picchia. Eccolo, quindi volevo segnalare al comune, mi hanno detto no, non farlo perché chiudono il giardino. Allora, oltre a questo giardino che è un disastro, un disastro, dovrebbe venire Quale giardino è però? Presa. A Campi Elisi dove? Cioè quale di questi giardini? Allora, il giardino quello dove c'è lo sgambamento cani? Brava, ecco. Okay. Allora, io di solito scendo per Viale Campi Elisi e poi mi inoltro nel giardino, ma qualche volta, o dentro o indifferente, passo nell'interno. L'interno che fa parte mi sembra dell'Ater, la strada è uguale, dissestata, anche lì sono caduta. Io ho 80 anni, non sono giovane, per l'amor di Dio. Però un pochino di evidenziare questi posti che sono veramente trascurati. Ma chiedo scusa, è caduta perché diciamo, il terreno perché non il terreno è sconnesso. È sconnesso, terreno, ok, capito. Ma di brutto proprio. Servirebbe forse un combinamento. Di sera non c'è luce sufficiente per poter camminare. Capito. E adesso che è inverno, insomma, sera arriva presto, no? Chiarissimo, signora, grazie della segnalazione. Io la ringrazio e vorrei gentilmente alla signora che è presente di poter prendere in evidenza, perché non sono solo io giovane di età, ci sono tante altre signore. Beh, al buio tutti quanti possiamo cadere comunque. Assolutamente. No? Sì, infatti. Vabbè. Grazie, buona giornata. Grazie signora, buona giornata, grazie della segnalazione che ci siamo appuntati, poi magari giriamo all'assessore competente. Vedo già il nostro Bernardo Gulotta che forse è pronto, si sta preparando insomma per il prossimo collegamento. Se non ci fa venire mal di pancia. Sì, perché stiamo vedendo delle immagini in cammino, ecco, però adesso la telecamera si è fermata e capiamo che ci troviamo a Barcola, no? Quindi con i San Pietrini che si stanno riparando, immaginiamo. Allora, fra pochissimo penso ci collegheremo con Bernardo Gulotta, fatemi sapere se magari è già in collegamento con noi. Leggo ancora qualche mail, dunque c'è la mail di Alessandro che ci dice buongiorno, ma è un miracolo oppure sono iniziati i lavori per la rotonda, via della Pace, via Costalunga? No, è vero, ce lo diceva l'altro giorno il consigliere Bernobic, ieri passando ho visto che stavano facendo lavori, hanno tolto tutti i parcheggi e lavoravano sul fondo stradale, quindi è vero, insomma sono iniziati i lavori. Già che parliamo di questo, così mi collego anche a San Giovanni a dare qualche buona notizia.
il famoso cubone a San Giovanni, infatti, verrà, adesso a fine mese vengono dati i lavori in concessione, quindi di conseguenza partiranno i lavori, si spera, verso marzo, e quindi insomma più che altro si aprono le buste, quindi si dà l'assegnazione dei lavori effettivi e quindi finalmente avremo questa nuova struttura. I tempi, certo è difficile parlarne a Trieste, ma si parla di un anno di interventi, poi le solite pratiche per dar l'ok delle varie associazioni, del CONI, eccetera. Avremo questa bella palestra con 2 campi di basket, oppure diciamo che sarà una struttura suddivisibile per più società contemporaneamente, anche perché è previsti varie zone di spogliatoi, quindi la palestra si può dividere in 2, si può fare pallavolo, pallacanestro, quindi veramente una bellissima struttura. Che diciamo che speriamo, io ho lanciato l'idea di sistemare magari per fare in maniera che l'impatto non sia eccessivo, di fare magari qualche murales e addolcire questo cubone in maniera da così renderlo un po' meno che dal punto di vista estetico, sì, esatto, non è speriamo la scelta forse migliore, l'idea è piaciuta ai tecnici, vediamo se verrà portata avanti. Verrà accettata, perché insomma anche l'occhio vuole la sua parte, no? E oltre a questo, così mi finisco per San Giovanni Viale Sanzio, l'alberature, ecco, adesso si provvederà a fare il taglio. Diciamo che ci sono problemi anche di tempo, perché in questo periodo qua c'era la pioggia, non si può tagliare, quando c'è vento non si può tagliare, quindi diciamo che si sta provvedendo. E lo chiedeva un telespettatore che si chiama Giampaolo, fra l'altro, esatto, perché in verità anche con il presidente Perini si parlava di cercare di cambiare, di dare un suggerimento anche agli uffici per fare in maniera di evidenziare il marciapiede con ulteriori luci solamente proiettate sul marciapiede, soprattutto nella zona dove è completamente buia. Ecco. Buio, ok, allora questa è anche una risposta, insomma una mail. Ora ci colleghiamo con Bernardo Gulotta, che vedo già in compagnia dell'assessore Michele Babuder, sempre in quel di Barcola. Allora buongiorno al tuo ospite, a te nuovamente la linea. Buongiorno Laura, di nuovo buongiorno a Barbara Odorico. Ci eravamo spostati in via Ressel per far vedere la scala, non siamo riusciti ad andare in onda perché mi era caduta la linea, poi ci ha contattati l'assessore Babuder che era arrivato, allora siamo corsi a Barcola. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi, buongiorno Laura, alla consigliera Zuccato e ai telespettatori naturalmente. Assessore Babuder, facciamo brevemente il punto della situazione lavori. Eravamo a San Giusto prima, quindi partiamo facendo un passo indietro, dopo parliamo di Barcola ovviamente. Lì abbiamo visto come c'è tutta l'area di cantiere delimitata, i masegni che sono stati sollevati per permettere la piantumazione di questa nuova fila di alberi. Ma a San Giusto si è iniziato circa 2 mesi fa un ampio intervento di riqualificazione che vede impegnato il servizio verde pubblico assieme alla soprintendenza, perché non è che ci siamo sognati di cambiare gli alberi, di dare un nuovo aspetto in un'area peraltro che è un sito oltre che storico e patrimonio del nostro cuore anche archeologico, pertanto con tutti i crismi è stato fatto in relazione a quelle che erano esigenze anche di scavo della soprintendenza, che hanno portato nelle ultime settimane alla luce alcuni ulteriori reperti che prima erano ignoti. Il servizio invece Verde Pubblico e Ambiente sta provvedendo alla risistemazione dei 2 filari esterni, per cui dei 23 cipressi che erano stati abbattuti ne verranno piantumati entro i prossimi 2 mesi altrettanti a pronto effetto, quindi non quegli alberelli di 1,20 m che ci metteranno 50 anni a crescere, e questo per ridare in un'ottica di visibilità e di abbellimento, oltre che di impreziosimento di quelle che sono le conoscenze storico-archeologiche di quell'area, che evidentemente è nota a tutti già dall'epoca romana, insomma. Mentre ora siamo a Barcola, dove abbiamo alle spalle uno dei punti di cantiere per la sistemazione del lungomare che sta diventando quasi una corsa contro il tempo, perché la gente già guarda alla stagione estiva, sebbene siamo a fine gennaio, più che altro passeggia molto spesso, anche qua la domenica mattina è pieno di gente e tanti si fermano a fare le foto ai cubetti, alle zone di sistemazione dei masegni. A che punto siamo?
Ma è evidente che è una corsa contro il tempo perché i danni sono stati molto ingenti. Io mi occupo ovviamente di quello che è il verde, di quello che sono le strade, quindi la sistemazione principalmente del tratto di mare Benedetto Croce e questo sul quale siamo adesso, che va dalla Pineta fino al bivio di Miramare compreso. Noi abbiamo iniziato, io lo devo dire, il 5 di novembre, nel giorno stesso in cui c'è stata la mareggiata. Con il servizio strade abbiamo già impiegato una parte dei fondi messi a disposizione dalla Giunta, quindi in anticipo rispetto a quelli regionali, già dai primi mesi di dicembre, i primi 200.000 euro che sono serviti a coprire le fasi di prima necessità sul tratto antistante la Pineta, dove non vorrei si dimenticasse i tratti al di là dei cubetti, ma di manufatto sul quale i cubetti poggiano erano divelti per circa 1 metro, per cui adesso in realtà la passeggiata, seppur a tratti non completa nei cubetti, è già percorribile, è stata in qualche maniera sistemata. Io ho propeso con gli uffici e condiviso con loro anche l'idea di non fare interventi provvisori, quindi mettendo del materiale cementizio seppur colorato, ma attendere in questa settimana, se non al massimo la prossima, anche i fondi regionali per poter continuare i lavori di messa in pristino in maniera totale, posto che interventi provvisori poi sarebbero invisi alla cittadinanza e magari anche mal si concentrano e si inseriscono in un contesto che noi tutti amiamo. Quindi devo ringraziare anche la sinergia che c'è stata con l'assessore Bertoli. Proprio oggi porto in giunta il progetto esecutivo realizzato dall'ufficio, dal servizio strade, dall'ingegner Zandanelle e da tutti i suoi collaboratori, proprio per proseguire quei lavori sia dal tratto della Pineta verso Miramare e per ripristinare qualche cosa che in parte avete già visto anche qua. In particolare questo tratto è stato fatto anche con Acegas APS Amga, si è provveduto a C'era un buco prima, proprio ricordiamo Laura, per chi si ricorda che eravamo venuti qua più di una volta, ora non vado molto oltre, anzi faccio spazio a Elisabetta, lì c'era proprio una voragine, si era creato un buco perché erano cascati i masegni, quindi è stato rimesso a posto. Sono state fatte su tutto il primo tratto fino a qui proprio di messa in sicurezza del muraglione e poi opere di ricopertura ove i soldi e le disponibilità finanziarie ce l'hanno consentito. Adesso proseguiremo con questa messa in sicurezza di tutto il muro e dei tratti più ampi che sono stati divelti, per cui non ho timore di dire che continueremo a lavorare anche, io dico, nel periodo estivo per le opere di manutenzione superficiale, posto che non abbiamo perso un giorno, considerato che abbiamo iniziato proprio questi lavori nel giorno stesso in cui c'è stata la mareggiata. Un'altra domanda, poi Laura vi restituisco la linea, invece più in fondo verso il bivio c'è quel punto di passaggio nevralgico che ha impedito e continua a impedire ai mezzi pesanti di arrivare verso il castello di Miramare. Sì, è stata interdetta da subito dai vigili del fuoco ovviamente il transito, anzi è stato interdetto il transito ai mezzi pesanti, ma è consentito naturalmente quello a senso alternato. Necessariamente per quell'intervento dobbiamo fare delle progettazioni, per cui era un po' più complesso, è un po' più complesso rispetto a quello che si sta facendo in questi giorni, in questi mesi su questo asse di passeggiata, pertanto con la disponibilità dei fondi messi a disposizione dalla Protezione Civile, dalla Regione, quindi dall'assessore Riccardi, inizieremo da subito le progettazioni che, ricordo, prevedono delle tempistiche un po' differenti rispetto alla messa in sicurezza. Noi come amministrazione comunale siamo intervenuti per il ripristino della messa in sicurezza che consente di abbreviare anche le tempistiche nel momento in cui no, perché la messa in sicurezza prevede anche che vi siano delle condizioni di pericolosità, ad esempio per i pedoni, per chi cammina, per le macchine. Nel momento in cui viene istituito un senso unico alternato, comunque è garantito il passaggio, quindi non vi è un pericolo ulteriore di crollo, salvo purtroppo, io non la voglio chiamare, che si verificano altre mareggiate, ma è evidente che le tempistiche sono differenti. Ho rassicurato anche la direttrice del parco del Museo di Miramare dicendo che c'è la piena disponibilità dell'amministrazione comunale anche a valutare in sinergia con Trieste Trasporti, quindi nell'ambito del trasporto pubblico locale, nuove soluzioni o delle soluzioni
temporanei, ad esempio attraverso navette, ma è altrettanto evidente che non può essere l'amministrazione comunale a farsi carico di questi costi. Quindi, per riassumere, poi torniamo alla linea, il progetto per la riqualificazione lo porta in giunta oggi il progetto per il bivio è un'altra partita? Assolutamente un'altra partita, magari potessero esserci delle tempistiche così celeri anche per quello, ma non ho dubbio, considerato quella che è stata la disponibilità fino ad ora manifestata dagli uffici e dalla presenza costante, io voglio dirlo, del sottoscritto e anche di chi poi si occupa di questi lavori nell'area, che nel giro delle prossime settimane porteremo anche questo progetto esecutivo. Bene, intanto ringraziamo l'assessore Babuder che ci ha dato appuntamento questa mattina a Barcola, abbiamo fatto intanto il quadro di Barcola. Bernardo, volevo San solo Giusto. girargli al prossimo un collegamento, paio se di... l'assessore... resta con noi, parliamo delle scale. Benissimo, no, prego, rimando allora al prossimo collegamento magari le segnalazioni che ci hanno girato i nostri telespettatori, alcune domande, va bene, perché dobbiamo andare in pubblicità, salutare la nostra ospite ci risentiamo tra poco arrivare. Allora, benissimo, perfetto. Il nostro prossimo ospite che sarà il sindaco di Muggia, che è già qua fuori dagli studi. Allora grazie a Barbara Odorico per essere stata con noi, torni presto a trovarci. Quando volete, grazie a voi. Grazie davvero, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo, come dicevo, il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, e ancora i collegamenti esterni con il nostro Bernardo Gulotta, fra poco. Bentornati in diretta, allora buongiorno al sindaco di Muggia Paolo Polidori. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie di essere qui. Allora, visto prima sindaco, abbiamo parlato con l'assessore del comune di Trieste del lungomare di Barcola, poi magari parliamo anche dei lavori a Muggia, ma cominciamo proprio con i lavori a Muggia, che sono quelli relativi all'ampliamento della struttura della galleria, quindi anche che potrebbero impattare in qualche modo anche con quelli relativi alle fognature, no? Quindi c'è una possibilità di incrocio, di incastro. Sì, intanto bisogna dire che abbiamo messo in piedi una serie imponente di lavori pubblici a Muggia, perché Muggia ne ha bisogno di essere una città ammodernata, una cittadina che sta vivendo purtroppo di anni e anni di incuria, non vorrei dirlo, ma non so come altro dire, una cittadina che viene costruita in gran parte, o diciamo in buona parte, su con case che non hanno poi sotto servizi, le fognature. C'è una galleria che con l'aumento del traffico, tra l'altro della bellissima zona che abbiamo di Acquario, no? Questo bisogna rendere merito anche a chi ha fatto, magari dopo tantissimi anni, però ha messo in piedi una zona che è assolutamente fruita e ben apprezzata non solo dai muggesani, ma anche da tante persone che vengono dalla Slovenia o anche da Trieste, quella di Acquario. E bisogna mettere mano e fare una cittadina che sia a misura di queste cose, che sia moderna. Ma dopo magari lo diremo, ci sono tanti che di fare Muggia moderna non ne vogliono sapere. Però noi andiamo avanti e su questo mole di impegni che ci sono due grossissimi lavori come quelli della galleria, dell'ampliamento della galleria, e quelli delle fognature di Lazzaretto, perché non dimentichiamo che tutta la zona, proprio per ritornare sulle fognature, da Porto San Rocco fino alla fine, non solo a Lazzaretto ma anche sopra San Floriano, Ligon, quindi anche andando su per altri borghi del comune di Muggia, le fognature non esistono. Però ce l'abbiamo fatta con l'Ausir, con la CEGA, stiamo portando avanti, ed è stato finanziato tra l'altro dalla Regione, il primo lotto che andrà da Porto San Rocco fino a Lazzaretto, in sostanza, per mettere in opera il sistema fognario. Non è di poca importanza, perché si potrebbe dire che lì c'è poca gente che abita, ma d'estate quella zona si popola tantissimo, popolata, e ovviamente in questo momento tutte le acque nere non possono essere scaricate nel sistema fognario, ma devono essere immagazzinate in cuboni enormi, che ovviamente, al di là dei costi, ma non sono un sistema efficiente, come si può anche dedurre, per gestire le acque nere e il sistema fognario. Per cui ci saranno i lavori della galleria,
sui quali siamo in corsa ancora per poter partire a fine estate, ovviamente mettiamo al netto dell'estate perché non sarebbe pensabile di impegnare in quella stagione ovviamente il traffico, e dall'altra parte ci sono per la medesima ragione le necessità di dover iniziare i lavori per le fognature dopo l'estate, quindi si sovrapporrebbero due cantieri. E su questo abbiamo convocato una riunione con l'Ausir, con Acegas, con tutti i tecnici anche del comune, per poter vedere quali sono ovviamente i disagi ci saranno, perché se si vuole avere comunque poi una cittadina efficiente e moderna al passo con i tempi, i disagi ci saranno sicuramente, ma vedremo di fare in modo che questi possano essere più leggeri possibile o meno pesanti possibile. Limitati, insomma, il più possibile. Quindi questa è una delle questioni che ovviamente viene fuori nel momento in cui si hanno tante cose da mettere in campo, però anche sono tutte cose insomma, che alla fine saranno positive e apprezzate sicuramente. Miglioreranno sicuramente l'aspetto, insomma, la struttura stessa della cittadina. Allora, prima di passare alla telefonata che è già arrivata, volevo far vedere la consueta vignetta di Marco Englaro, che è stato così ispirato dal nostro collegamento precedente. Dice e questo è un cubotto de porfido in comuni che ha fatto la gara costava meno di tanti cubetti. Vabbè, è carina, insomma, no? Certo. Anche spiritosa. Economia di scala. Economia di scala, esatto. Allora, la telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno cara Bucarella, sono Anna Maria. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno. Senta, ho telefonato per avere una risposta dalla vostra ospite di prima, sì. Però penso che anche questo ospite può darmi questa risposta. Ci proviamo. Ci proviamo. Su una TV nazionale hanno dato che era stata approvata sulla sanità la legge 33 per l'assistenza continuativa a domicilio per gli anziani. Però il decreto attuativo doveva essere firmato entro il 31 gennaio di questo mese e non si è saputo più nulla riguardo questo. Capito. Perché fa parte della sanità questo, no? Ma a livello nazionale? A livello nazionale, a livello nazionale, ho in capito. Parlamento era stata approvata questa legge sulla assistenza continuativa a domicilio per gli anziani. Ho capito. Però Ci doveva essere informiamo. approvato il decreto entro il 31 gennaio. E ancora mancano pochi giorni, insomma, e quindi ancora non si sa nulla. Va bene, ma Perché Anna nel Maria... momento che siamo tanti anziani e siamo in difficoltà abbastanza, Ho capito, quindi voleva sapere insomma a che punto è Esatto, l'iter della... perché sa, cara Bucarella, si parla tanto delle persone fragili. Fragili sono i bambini, sono gli adulti, ma quando si diventa anziani si è doppiamente fragili. È vero, quindi ci punto. vuole attenzione per questa... Io non le posso essere di aiuto, signora, mi dispiace, però ci possiamo informare. Ci informiamo per capire a che punto è l'iter di questa legge che attendete con È una legge nazionale. Con ansia. E poi ci sarà probabilmente anche l'applicazione a livello regionale, perché la regione ha la competenza sulla sanità, primaria, però esatto, l'indicazione nazionale ancora non è arrivata e quindi ci informiamo, signora Anna Maria, grazie perché interessa tanto. molte persone sicuramente. Grazie, buona giornata. Allora, ho visto intanto anche in collegamento il nostro Bernardo Gulotta, di nuovo sempre con l'assessore Babuder, vediamo se riusciamo a ricollegarci con loro, magari per girare anche alcune segnalazioni che ci arrivano dai nostri telespettatori. A te la linea nuovamente. Sì, di nuovo buongiorno anche al sindaco Polidori. Buongiorno a voi. In compagnia dell'assessore Babuder ci siamo spostati di pochi metri. Saluta anche il sindaco Polidori in studio. Saluto e ricambio con affetto, considerato che abbiamo anche i medesimi problemi, Paolo. Già. Esatto. Ma non siamo in concorrenza. Quello triestino, ma quello... Non siete in concorrenza specifica? No, assolutamente no, anzi. Specifica il sindaco. E ovviamente anche a Muggia ci sono dei problemi e già ho sentito che qualcosa avete detto. Chiudiamo un attimo il pacchetto Barcola, siamo in un posto dove, mi diceva un attimo fa
con i prossimi interventi si riuscirà a mettere a posto questa zona qui. Come vedete dalle immagini di Elisabetta Gessi, il lavoro da fare ce n'è, insomma, qua. È la continuazione di quanto cominciato e già messo in sicurezza nel primo tratto, e questo dicevo proprio grazie a questa sinergia e scambio, io voglio dire, all'interno del medesimo pentolone delle disponibilità finanziarie con l'assessore Bertoli, per continuare in questo contesto, e quindi la messa in sicurezza dei tratti, non dei topolini ovviamente che non mi competono, ma della passeggiata per quanto riguarda i muraglioni, diciamo il muro di contenimento, i masegni che sono posti sopra, le opere sul verde che avete visto in opera in essere anche verso il bivio. Ecco, Assessore, visto che fra poco dobbiamo ritornare alla linea anche per la pubblicità, facciamo due passaggi veloci. Il primo lo domando io e sono le scale. Il secondo, mi ha detto la collega Buccarella che ci sono alcune domande che sono arrivate da casa. Facciamo il punto: 10 scalinate interessate da ristrutturazione e manutenzione. Noi eravamo prima, non abbiamo però mandato in onda, magari lo riproporremo nel corso dei telegiornali, la scala di via Ressel, che ha le transenne ma è praticamente completata. Non solo quella, ma anche altre scale della città. Abbiamo cominciato con la scala di via Ciamician, quindi in uno scorcio panoramico anche molto conosciuto e noto, utilizzato anche dai turisti oltre che dai cittadini. Abbiamo continuato con Scala dei Giganti, sono in corso le opere proprio sulla scala Ressel, in cui avete potuto apprezzare quello che è stato il rifacimento proprio dei piani di calpestio, dei gradoni, diciamo il consolidamento proprio degli scalini nella parte non solo del gradino ma di tutto il piano, le ringhiere e ovviamente opere di pulizia. Interventi simili, anzi anche forse più corposi, che poi verranno realizzati in altre scale, ad esempio quella che collega Viale Terza Armata con Via Bonaparte, per cui ci troviamo, diciamo, nella città, in Cavana, San Vito, ecco, per cui in quelle zone ce ne saranno altre di ripristino, ad esempio a San Luigi. Non c'è ancora la scala di Via Reni, arriverà perché l'amministrazione comunale e il Consiglio ha deliberato con il recente bilancio l'ulteriore stanziamento proprio per questi interventi di manutenzione sulle scale. Nei prossimi lotti andremo a inserire anche la scala di Via Reni, che effettivamente necessita di essere in qualche maniera ripristinata, perché ha sia i gradoni sia le parti in ferro di ringhiera che sono ormai ammalorate. Certamente sono interventi su ciascuna scala che richiederebbero non per tutti 200.000 euro, ma solo per uno, per cui stiamo facendo degli sforzi non indifferenti per cercare di dare soddisfazione a quelle che sono le necessità comprensibili di ripristino. Laura, se ci sono domande, anche se siamo in fascia pubblicitaria, dimmi pure, poi noi saluteremo l'assessore molto rapidamente, c'erano segnalazioni su marciapiedi in cattive condizioni, quello di via Stock, poi il telespettatore stesso chiedeva ancora a che punto sono i lavori all'ex caserma, insomma li vedeva ancora a rilento, ma ne abbiamo parlato più volte. All'ex caserma di Roviano. Poi Campi Elisi, l'area di sgambamento cani e il giardino di Viale Campi Elisi, pavimentazione sconnessa, la signora era caduta ben 2 volte, ci ha raccontato. Poi ancora chiedeva la signora Nivea di ripristinare l'alabarda sulla scalinata di San Giusto per il 70° del ritorno all'Italia di Trieste. Queste erano le principali, ce ne sono anche altre, via San Marco, altre segnalazioni, insomma, via San Marco da anche via San Marco, altre zone che vengono richieste dalle mail che sono arrivate questa mattina. Non so se la competenza sia tutto suo o sia dell'assessore Lodi, perché ogni tanto qua si fa un po' di confusione tra quando si conclude il confine di uno e comincia quello dell'altro. Allora, premettevo proprio questo. Per quanto riguarda i lavori all'ex caserma Polstrada, afferiscono gli stessi in gran parte all'assessore Lodi, per cui non ho la competenza né le conoscenze per dare delle indicazioni nel merito stesso di dettaglio. Competono al sottoscritto invece gli interventi sul verde che avranno avvio proprio nelle prossime settimane
su quell'area e in quell'area, così come abbiamo avuto la possibilità di vedere l'abbellimento e i nuovi allestimenti del verde all'interno della bretella del Porto Vecchio, per cui rimando evidentemente se ci sono delle richieste specifiche sul complesso edilizio. Per quanto riguarda, sentivo i marciapiedi, è evidente che la nostra città ha continuo bisogno, come tutte, di interventi di manutenzione ordinaria. Io ricordo che nel circa quasi un anno di insediamento del sottoscritto in giunta, con gli uffici abbiamo condiviso e appaltato opere per diversi milioni, all'incirca 3,5, proprio per opere di manutenzione dei marciapiedi delle strade che abbiamo visto molto celeri. Abbiamo fatto sia zone periferiche sia zone centrali. È altrettanto evidente che le manutenzioni sono continue, devono esserlo compatibilmente, io dico, anche con quelle che sono in maniera un po' schietta anche le disponibilità, perché ciascuno di noi vede il proprio marciapiede come il peggiore. Già pensate agli interventi che riguardano questo lungomare sul quale ci troviamo, quante sono le risorse che possono assorbire rispetto alle altre. Ecco perché condivido lo sforzo anche con soggetti terzi per riuscire in qualche maniera a recuperare, io dico, quanto più investimenti o disponibilità possibili per poter destinare le risorse dell'amministrazione comunale a quelle che sono le necessità più primarie. Ecco. Ho sentito parlare, diceva, di aree gioco, o no, cosa ha detto, di aree cani? Ma allora le aree di sgambamento cani attirano il sottoscritto, ma in realtà attirano anche le ire di molte residenti. La pavimentazione sconnessa in quel giardino dove c'è l'area sgambamento cani e la pavimentazione sconnessa nell'area. In che zona, Laura? Campi Elisi. In che giardino? Campi Elisi. Campi Elisi. Farò verificare allora se c'è la pavimentazione sconnessa in Campi Elisi. Io vorrei cercare di sollecitare tutti gli uffici a mettere in ordine anche un piccolo passaggio che c'è in corrispondenza di una fermata autobus che è ora precluso proprio per andare dai Campi Elisi al passeggio Sant'Andrea sopra, che dicono il quale l'assessore Babuder ha abbandonato le transenne, ci sono dei sassi. In realtà anche in quel contesto la competenza è sempre mista e quindi c'è chi si prende qualche, diciamo, ira dei residenti, comprensibile, e in realtà poi non è neanche il sottoscritto quello che ha la competenza, ma detto questo, rappresentando l'amministrazione comunale è giusto e doveroso che tutti ci si adoperi per le risoluzioni delle problematiche. Grazie all'assessore Babuder. Laura, ti restituisco la linea. E noi andiamo subito in pubblicità, ci rivediamo subito, salutiamo anche l'assessore Babuder e ci vediamo subito dopo con il sindaco Paolo Polidori, a fra poco. Bentornati in diretta, sempre in compagnia del sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Allora, sindaco, sentiamo subito la telefonata che è in attesa già da un po' tra collegamenti e pubblicità. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, Andrea Saloni da Trieste. Buongiorno signor Polidori. Buongiorno Andrea. Io avevo chiamato perché volevo parlare con Babuder, è la seconda volta che lo prendo di sfuggita, a parte che l'ultima volta ho discusso col sindaco, ma non importa. E io volevo rilevare alcune cose, volevo far notare al signor Babuder alcune cose che purtroppo... Aspetti che mi siedo perché mi sta venendo il fiatone e stavo facendo un lavoro in casa. Sì, però parli anche di Muggia, così diamo spazio anche ai muggesani. Diamo spazio anche ai muggesani. Muggia la conosco poco, lei giustamente ha detto io non conosco i suoi problemi di amministratore, non sono d'accordo con lei sul laminatorio, io ho fatto attività politica col Circolo Miani, ero candidato prima con Fogar, quindi sicuramente io e lei siamo agli opposti. Sia come poi parliamo anche perché ci eravamo scontrati sull'immigrazione io e lei l'altra volta, che poi io mi ero espresso in maniera anche nella seconda telefonata non completa, ma non importa. Sì. Io volevo solo segnalare alcune cose che Babuder... Molto rapidamente Andrea, perché non possiamo... Rapidamente, Pineta di Barco l'ha trascurata per 1000 anni, una sola doccia, 4 docce all'ombra vicino al bagno, segnalata da me e da
Maurizio Fogar con un servizio sulla sua pagina ancora 3-4 anni fa, il bagno con la porta rotta, un lago di acqua, urina e feci per terra sempre, nessuno che lo puliva, e la porta che non si poteva chiudere perché è troppo dura. Io l'ho aperta un giorno a una signora anziana, anzi gliel'ho chiusa perché potesse urinare in un la doccia vicino rotta. Era rotta 3 anni fa, 1 su 4, poi si è rotta 2 anni fa la seconda, ora si è rotta la terza, che se non si tiene schiacciato il pulsante nessuno ha fatto un lavoro. Per terra, oltre la doccia, c'è un limo. Ci vorrebbe un po' batteri. di manutenzione. Qui non è un po'. Qui allora noi ci dobbiamo rendere conto cos'è Barcola. A Barcola si parlano tutte le lingue e non degli afghani, dei pakistani, delle famose risorse come le potrebbe chiamare Polidori. Io sto parlando di quelli della Siria, le chiama lei forse. Gli afghani, i tedeschi, gli austriaci, i francesi, i belgi. Quindi quella è la ci sono vetrina tanti di turisti, Barcola. è Non vero. ho finito. Sì, Quindi però Barcola è stata velocemente lasciata- perché non abbiamo tantissimo Sì, tempo. però mi fa finire perché devo segnalare un'altra cosa. No, Un'altra cosa è, stavo camminando con la mia velocemente. fidanzata sulle rive e ho visto i cubi che questa amministrazione lungimirante è stata in grado, soprattutto con grandi consulenze artistiche sicuramente, chissà quanto hanno pagato la consulenza, per mettere una riga di cubi sulle rive dove sedersi. Ora, le panchine, io so capito. che il cemento costa poco, lei ha fatto vedere la vignetta sul cubone Di Marco Porfido Englaro, prima. sì. Ecco, Va bene. forse non era riferita ai porfidi dei marciapiedi, ma era riferita ai cuboni Alle che sono stati messi sulle panchine, rive. ho capito. Grazie Andrea per le segnalazioni, insomma riguardano in realtà la pineta di Barcola, le giriamo magari all'assessore competente. Hai citato anche il Circolo Miani, quindi viene in mente comunque Maurizio Fogar e la questione della trasparenza, no? A che punto siamo? Insomma, anche oggi c'è una controreplica del consigliere sul caso della trasparenza. Io vorrei capire, vorrei calcolare un giorno quanto il consigliere Fogar costa alla comunità, perché da denunciatore seriale quale è, dopo ha ricevuto picche da tutte le parti, perché ha fatto denunce, ci sono 2 archiviazioni, una per il gettone di presenza e una proprio per la commissione trasparenza, ma anche per la conferenza stampa. Lui ha fatto l'esposto perché la giunta comunale ha fatto la conferenza stampa all'interno del municipio, ma ci rendiamo conto? Poi c'è ovviamente dall'altra parte gli uffici, che sono gli uffici del comune, la procura, le autonomie locali della regione, che devono rispondere e devono perdere tempo. Quanto costa alla comunità una persona che denuncia qualsiasi cosa, che impegna ovviamente per le risposte un determinato tempo e dove prende soltanto picche? Perché per quanto riguarda la trasparenza l'amministrazione regionale ha risposto dandogli su suoi ricorsi, su sue scritture, gli ha dato completamente torto da 0 a 100, quindi dando ragione pienamente all'operato dell'amministrazione comunale. Sulla trasparenza è venuto fuori anche la questione sull'ultimo ordine del giorno. Lui ha fatto ha convocato la commissione di trasparenza dalla sua mail personale, istituzionalmente non ci sta, no? Vabbè, dicendo soltanto dimissione del Presidente. Le dimissioni del Presidente non sono oggetto della commissione di trasparenza, le dimissioni uno le dà comunicandole al protocollo. Adesso si sta facendo, si dà spazio, replica, controreplica, ma basta, perché veramente non è possibile. Cioè, noi dobbiamo fare amministrazione, gli uffici devono andare avanti con i loro lavori ed essere impegnati su queste quisquili e pinzillachere, per non dire altro. A un certo punto, cioè, lui poi nega anche che le risposte che gli vengono date non gli vanno bene, quindi nega anche la competenza e la veridicità di queste risposte. Quindi veramente lui utilizza, e l'ho anche detto, lui è un anarchico che denigra le istituzioni, perché le usa a suo uso e consumo quando gli vanno bene, quindi mai, perché gli danno sempre contro, e quando non gli vanno bene allora non valgono più le regole. Quindi questa è pura anarchia, per cui lasciamo veramente
lascia il tempo che trova e andiamo avanti a parlare di Muggia, non perdiamo tempo su queste cavolate. A parlare di Muggia con in particolare la mail del signor Claudio Visintin. Buona giornata, anche l'amico sindaco da Claudio Visintin. Complimenti alla bellissima Muggia vista domenica nel Borgo dei Borghi su Rai 3. Poi bene alla lotta a Muggia, i potenziali writers non possono farla franca, parliamo anche di questo. Per ultimo a Sveglia Trieste il consigliere Fogar ha criticato il presidente Zeno D'Agostino per il progetto a Muggia sulla Valle delle Noghere, che si dovrebbero fare le bonifiche, le infrastrutture per opere di ferrovia e, cosa non da poco conto, 300 posti di lavoro. Che ne pensa il sindaco delle considerazioni del consigliere Fogar o comunque anche del progetto? Grazie Claudio. Insomma, diciamo che il consigliere Fogar non merita tutto questo tempo, per cui però anche da qui si vede attacco al presidente D'Agostino, si attacca sul laminatoio che poi il laminatoio non c'è stato, attacca su questioni che sono assolutamente fuorvianti, false. Lui si piccano ancora su questioni relative a Punta Olmi, sul famoso progetto famigerato progetto di Punta Olmi, dove ad oggi nell'amministrazione comunale non c'è nulla. C'era stato presentato un progetto, è stata fatta una conferenza di servizi, progetto dal privato, non dal comune. Ad oggi non c'è nulla e continuano a prendere in giro la gente, a prendere in giro i cittadini, no? Dicendo sì, cementificazione, sì, no? Tutti i pericoli, Valle delle Noghere, andiamo a togliere un bosco che si sta crescendo sopra una discarica dove ci sono idrocarburi, per dirla alla leggera, ma tantissimi altri inquinanti che ovviamente impediscono anche l'accesso a un'area di questo genere. E noi non vogliamo fare della zona delle Noghere un'area produttiva come area industriale, artigianale, come il comune di Muggia tra l'altro ha richiesto che sia un'area green, a industria green, quindi a impatto zero. Vogliamo anche da quel punto di vista no, lasciare le cose così come stanno? Ma bene, allora la gente comunque ha già votato per una Muggia che deve svilupparsi dal punto di vista turistico, dal punto di vista industriale artigianale nella Valle delle Noghere, per cui noi andiamo avanti su questo, infrastrutturiamo, la rendiamo più bella, avremo una Muggia più fruibile da tutti i punti di vista, per cui finiamola con queste polemiche, sindaco, perché le bugie hanno le gambe corte. Per quanto riguarda i writers. Esatto, ci sono due procedimenti. Allora, ci sono in corso due procedimenti, uno praticamente si è concluso su una miriade di scritte che erano state fatte su panchine, su sportelli, su cartelli stradali, eccetera, eccetera. Quindi l'autore, il responsabile è stato individuato e si è già convenuto con il comune per quanto riguarda l'indennizzo, quindi il pagamento delle spese per il ripristino di tutte le scritte, per cui grazie a Dio, grazie al sistema di telecamere, grazie al lavoro anche della polizia locale, che è preziosissimo per identificare queste persone che imbrattano Muggia, non sono le uniche. E siamo arrivati alla conclusione per cui a sue spese, adesso vedremo come le procedure, però insomma rimetteremo presto quello che daremo di nuovo decoro a quelle che sono state queste deturpazioni pazzesche, seriali. Dall'altra parte c'è un altro procedimento in corso con scritte ancora più grandi che hanno imbrattato Muggia, e anche su questo noi comunque ci costituiamo parte civile, vogliamo avere il rimborso e quindi il pagamento anche delle spese, oltre alla condanna, oltre le sanzioni, che sono state aumentate, diciamo sono state parificate anche quelle di Trieste, per cui per una scritta si va a pagare ormai sulle 3.000 euro, sui 3.000 euro, cosa che non era prevista nel precedente regolamento ma che abbiamo cambiato qualche mese fa. Buon deterrente, speriamo. Insomma, esatto, per cui ma si sappia che allora non c'è stato anche ricordi manifestini di sinistra, sì, che adesso tra l'altro mi hanno messo a mo' di ricerca di nazisti che ricercano gli ebrei, no, mi hanno messo la falce e il martello sopra la foto. Questa è anche una cosa che sto valutando con gli uffici sulle azioni da fare, perché questi sono i pacifisti, quelli che parlano male dei fascisti dall'altra parte, ma penso che fascisti siano più loro che altro, e quindi anche queste persone sono state identificate, hanno pagato in parte le sanzioni, adesso andremo anche lì a definire il tutto, e quindi si va avanti su questo, per cui a Muggia sicuramente per quanto mi riguarda non conviene fare scritte, perché
diciamo che si ha un'altissima probabilità di essere beccati e quindi poi le sanzioni sono veramente pesanti. Sono pesanti. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, sono Nadia Bellina. Nadia Bellina. Buongiorno. Buongiorno. E al sindaco. Buongiorno. Buongiorno. Da Opicina. Allora, intanto le do una comunicazione, ricevo tanti elogi per lei, tante soddisfazioni per aver portato il 118 a Opicina. Grazie, Scusi, a Muggia. Sì, la postazione è veramente bella, strategica, però purtroppo anche gli addetti che sono lì lamentano un po' la situazione. Ci mettiamo mano, sì, Nadia. È troppo caldo d'estate, troppo freddo d'inverno e mi hanno chiesto di rivolgermi a lei per vedere se lei può migliorare questa situazione. Tra l'altro io dalla ZKB ho ricevuto dei soldini proprio per Muggia per comprare un dispositivo per metterlo nelle ambulanze per il trasporto per i neonati. Quindi ho già ricevuto questo finanziamento, ho già ordinato questo dispositivo che tra breve penso verremo giù e faremo l'inaugurazione anche di questa cosa qui. Quindi chiedo a lei se può intervenire per vedere di migliorare la situazione di questa postazione. Grazie Nadia, grazie della segnalazione. Grazie Nadia, ecco, tra l'altro la Bellina è disponibile, appunto si fa carico anche di raccogliere anche sovvenzioni e sponsorizzazioni per queste lodevoli iniziative. C'è un problema effettivamente di troppo caldo d'inverno, troppo freddo d'inverno e troppo caldo d'estate, ma stiamo vedendo le soluzioni, anche perché lì purtroppo siamo in zona demaniale, quindi c'è la sovrintendenza, quindi c'è la capitaneria, c'è tutta una serie di cose per cui mettere mano in Italia è sempre difficile a qualsiasi cosa, però ci stiamo lavorando per rendere più agevole possibile appunto il permanere delle persone, del personale di servizio del 118. Il lavoro è in corso. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, fra pochissimo. Bentornati in diretta ancora con il sindaco di Muggia Paolo Polidori. So che c'è già una telefonata in attesa, la sentiamo. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono un abitante di Punta Sottile. Chiedo due cose se possibile. Prego. Le persone che maggior parte con targa di Capodistria passano il confine di Lazzaretto non trovano la segnalazione in mezzo alla strada di deviazione, proseguono tranquillamente fino al blocco della strada, quindi base logistica, e girano su per Punta Sottile, San Floriano, Livon. Queste macchine hanno una velocità sostenuta per questa zona, dove ci sono tanti ciclisti che scendono in maniera anche veloce, persone che camminano. Quindi io chiedo, è possibile ripristinare o mettere in evidenza la deviazione che dal confine di Lazzaretto gira direttamente a destra? Uno. Dopo, scendendo da, diciamo, Muggia Vecchia, non proseguo verso, diciamo, Zindis, ma a San Floriano, dovrei girare giù per la strada, per il confine, diciamo, per Lazzaretto. Quindi attraverso in modo diagonale la strada. In quella posizione le macchine che salgono da Zindis le moto sono abbastanza veloci. È forse possibile mettere uno specchio in modo che chi scende da San Floriano, diciamo, e deve attraversare direttamente la strada possa vedere se da Zindis vengono su in diretta macchine e moto? Capito, grazie delle richieste, delle segnalazioni alla signora. Allora, quella della deviazione in realtà mi stupisce, perché da quello che avevo visto l'ultima volta, ma sono andato ieri, ma dall'altra parte della deviazione dal confine, c'erano già i cartelli, ma andremo a rivedere se magari sono stati spostati o se non sono mal interpretati, perché può anche essere una cosa del genere, per cui andremo a fare un sopralluogo
o manderò la polizia locale. Per quanto riguarda quell'incrocio, che è un incrocio abbastanza pericoloso, perché in effetti devi tagliare una strada, no? Quella che viene su esatto, da Porto San Rocco, però allora la faccio anch'io abbastanza volte. C'è un po' c'è visibilità, perché la curva ha un'ampia visuale sia da una parte che dall'altra, però effettivamente valuteremo anche lì se è il caso di mettere uno specchio. Lo specchio è piccolo e tu vieni un po' da lontano, per cui non è una manovra dove esci da un incrocio, no? Però valuteremo, signora, le varie possibilità. Per magari migliorare, no? Sì, la viabilità in quel luogo. Sì. Ci riporta la signora ai lavori a Lazzaretto, no? Ne abbiamo già così un po' parlato prima in relazione a Barcola, e anche là proseguono no, i lavori. Allora, ho fatto un ulteriore sopralluogo ieri, mi hanno comunicato che hanno finito i lavori per quanto riguarda il posizionamento della scogliera. Allora c'è da dire una cosa, che con la situazione emergenziale si possono affidare lavori fino a 500.000 euro, che sono già una parte cospicua, abbastanza importante. Con questi 500.000 euro si è finanziato una parte della scogliera, quindi non si è arrivati fino a Lazzaretto, poi ci torno, e si rifarà la carreggiata. Adesso quindi la scogliera, quella di quota a parte, è stata messa, che tra l'altro c'era anche la questione che avevo chiesto un po' di sensibilità per mettere anche gli scogli in maniera tale che ci si possa distendere con l'asciugamano. Lo hanno fatto, diciamo che potevano far meglio, ma i massi che ci sono non sono tanto grandi, per cui, però insomma ho visto che hanno posizionato tanti posti, magari li conteremo un giorno, ma insomma verrà fuori sicuramente l'argomento d'estate, però insomma un po' di perizia l'hanno avuta. E quindi adesso cominceranno con la carreggiata. Quello che chiederò, tra l'altro ho cercato di sentire l'assessore Riccardi, che è appunto della protezione civile regionale, per vedere se anche con il contributo del comune, il comune si mette anche parte attiva per finire i lavori della scogliera, quindi di arrivare fino al bivio con la base logistica, perché anche quella è una zona dove una mareggiata può fare danni enormi, perché non è coperta da scogliera, ovvero in parte. Quindi questo è lo stato dei fatti. Diciamo che dal punto di vista dell'investimento si potrà arrivare fino a quella cifra lì. Da adesso in poi vedremo se sarà possibile chiedere un ulteriore sforzo, ma mi rendo conto che le situazioni sono veramente tante. Si è visto prima Barcola, ma anche le altre città di mare sono state parecchio danneggiate, per cui noi tentiamo di fare il possibile, vedremo se si riuscirà a completare l'opera. Allora, c'è Roberto che ci scrive: signor Sindaco, non avevo votato per lei, ma devo ricredermi, sta facendo un ottimo lavoro, avanti così, complimenti. Insomma, questo fa doppiamente piacere da chi appunto o non mi conosceva o aveva magari delle contrarietà, delle perplessità. Io posso dire soltanto, intanto lo ringrazio infinitamente, anche perché fa piacere ogni tanto sentirsi dire dei complimenti e non sempre critiche, che sono giuste per carità, però fanno bene all'animo, no? Anche queste considerazioni. Io posso dire che ci metto il 100% dell'impegno, ce lo metterò sempre, ho l'entusiasmo, posso dire anche del primo giorno in cui sono entrato in politica, perché mi piace fare le cose e portarle a termine, ma farle anche per i cittadini, perché ci si crede, ecco, questo è l'entusiasmo che posso portare. Poi i risultati non dipendono soltanto dall'entusiasmo, ma da capacità, da altre capacità, ma insomma ce la mettiamo tutta. Grazie comunque. Allora, intanto vedo il nostro Bernardo Gulotta pronto per un nuovo collegamento, credo si sia spostato all'interno del Porto Vecchio, Porto Vivo, come si chiama ora. A te la linea, Bernardo. Buongiorno Laura, un attimo, perché se mi sentite mi si è scaricato... Mi sono scaricate le cuffie proprio in questo momento. Ok, allora ci siamo, buongiorno di nuovo a Laura, buongiorno ai telespettatori e al sindaco Polidori. Vedete dalle immagini di Elisabetta Gessi l'abbattimento di quel famoso casolare, rudere, chiamiamolo come volete, del Porto Vecchio, proprio i mezzi operativi in questo momento in azione per l'abbattimento della parte del soffitto, del tetto di questa struttura, ed era uno di quei passaggi propedeutici proprio alla riapertura della viabilità dell'asse stradale che molti hanno conosciuto nel tempo
perché lo utilizzavano per le corsette, per far jogging, anche per fare attività sportive. Come ha detto più volte il sindaco di Piazza, questo è uno dei passaggi che proprio permetterà la riapertura con ristrutturazione, rifacimento dei marciapiedi, la posa dell'illuminazione, dopo tutto un lavoro di sottoservizi eccetera, che quindi riaprirà la bretella che praticamente dalla rotonda del Portovivo di Viale Miramare collegherà largo Città di Santos, quella viabilità che era stata interdetta a lungo nei diversi viali che tracciano l'asse longitudinale proprio di Portovivo e che quindi presto sarà riaperta alla cittadinanza con una viabilità tutta nuova, come detto, con nuove illuminazioni, le alberature, più in fondo anche ci saranno ulteriori arredi urbani fra zone verdi e fontanelle e quant'altro, che serviranno proprio per far capire e far vedere l'avanzamento dei lavori in Portovecchio. L'abbattimento di questo casolare, di questa struttura, era già stata anticipata dal sindaco di Trieste Roberto Di Piazza come anche un segno positivo in termini di ottenimento da parte della soprintendenza dello svincolo del vincolo, cioè questa struttura era vincolata. Esatto. Ottenuto però dalla soprintendenza la possibilità di intervenire su di essa, è caduto quel vincolo che la rendeva fondamentalmente non toccabile e quindi grazie a questo svincolo adesso si può proseguire con l'abbattimento che, come detto, sarà una delle ultime tappe prima dell'apertura della strada. E l'ultimo aggiornamento che vi forniamo questa mattinata in termini di interventi e lavori pubblici, dal San Giusto a Barcola, passando come vedete per Portovivo, per fare un po' il quadro della situazione anche di tutti i lavori che si stanno svolgendo all'interno dell'antico scalo e che in pratica consistono soprattutto in tutte quelle attività che molto spesso non sono né di appeal né visibili in maniera tangibile, come dicevo prima, l'illuminazione, le asfaltature, i sottoservizi, che saranno però il punto di partenza oppure uno dei punti di snodo proprio per poi alla riqualificazione dei magazzini, ma soprattutto, e lo attenderemo dalle novità che arriveranno in giunta e in consiglio comunale, quella che sarà la gestione e la concessione delle aree ex demaniali, sdemanializzate, quindi in capo al comune, e che saranno probabilmente affidate a uno o più gestori che poi andranno a pianificare la riqualificazione di Portovecchio in linea con le intenzioni del comune, che come ormai tutti sanno, quelli che hanno seguito anche i nostri servizi o comunque le notizie di stampa, vedranno in questa zona il viale monumentale, il bosco urbano, la cabinovia e più in fondo verso il terrapieno la cittadella dello sport. Queste sono le aree strategiche di intervento pianificate dal comune. Poi però per la gestione dei magazzini è un capitolo molto più importante in termini di investimento dei privati, in questo caso, e non quindi la mano del pubblico, che è stata anche possibile grazie ai fondi del PNRR, e quella dei privati sarà poi una nuova partita molto interessante anche per vedere chi si insedierà e cosa vorrà insediare proprio in Portovecchio. Laura. Grazie a Bernardo Gulotta. Allora abbiamo ancora poco tempo, sempre in compagnia del sindaco di Muggia. Vorrei parlare ancora della linea marittima che collegherà anche la prossima estate Trieste a Muggia, così la riconfermerete? Sì, allora, poi tra l'altro mi è venuta in mente un'altra cosa che, sempre per quanto riguarda quella zona, che è stata su richiesta da parte del Comune e anche dei cittadini della zona di Boa, no? Sì. Per quanto riguarda il ripristino della linea 7. Della linea 7, vero, sì. C'era qualche problema, vi ricorderete che qualche mese fa avevamo fatto anche delle manovre sul posto con gli autobus per vedere la fattibilità. C'è stato un periodo in cui la Regione ha dovuto rispondere e dare l'assenso, e fortunatamente ormai l'ha dato anche se è passato un po' di tempo, e per cui quella linea farà in parte, no, scenderà dall'alto, diciamo da Muggiavecchia, poi per scendere fino a Lazzaretto dalla parte di San Floriano Ligon, e dall'altra parte farà anche qualche corsa per servire la zona di Boa, che è una cosa importante
che siamo riusciti a portare a termine con la collaborazione di Trieste Trasporti. Il recupero di quella bella zona. Esatto, no? E ovviamente questo fino a quando i lavori non saranno finiti, poi nella riapertura che, ripeto, siamo sempre su fine marzo della strada per Lazzaretto, poi alla fine la viabilità riprenderà in maniera normale, quindi anche il servizio degli autobus. Per quanto riguarda la linea marittima, che è un'altra questione strategica se vogliamo, perché al di là del fatto di portare via traffico, via gomma da quella zona lì, che è una via comunque abbastanza stretta, quella per Lazzaretto, una strada che comunque presenta delle difficoltà soprattutto per il traffico estivo, è strategica perché l'anno scorso abbiamo fatto in via sperimentale, abbiamo aperto questa possibilità di arrivare da Muggia, no? Quindi scendere dal Delfino, prendere la linea per andare fino a Boa, quindi senza spostare la macchina, quindi venendo anche da Trieste. La novità sarà, anzitutto il fatto che si rifarà questo servizio, che ovviamente è stato un anno di sperimentazione, ma adesso andrà praticamente, si spera, a regime, ma la novità sarà che la prima corsa della mattina nel periodo del weekend, quindi adesso vediamo se venerdì, sabato e domenica o solo sabato e domenica, si potrà prendere il Delfino, la barca direttamente da Trieste. Da Trieste. Quindi... Per cui ci sarà un collegamento per chi vuole passare una giornata nella zona di acquario del litorale di Muggia, potrà prendere da Trieste la linea di mattina e tornare con la linea nel pomeriggio sera, per cui un servizio in più che penso e spero che sarà anche apprezzato dai triestini. Dai triestini. Sentiamo la telefonata in chiusura. Pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Buongiorno, Maria da Muggia. Maria da Muggia. Sì, volevo salutarvi e un saluto caro a Polidori. Grazie. Benissimo, grazie. Io volevo chiederle, essendo una novantenne, niente per i deboli e indifesi, volevo chiederle cosa intende per i ragazzi. Io ho 4 pronipoti, dai 12 ai 17 anni, sono vecchia. Non c'è un centro sportivo e quel campo, Dio campi e liberi. Capito, signora Maria, quindi per i ragazzi, strutture sportive. Per i ragazzi, per i giovani, per il futuro. Chiaro, inutile pensare ai deboli e indifesi. Beh, non è vero. Bisogna pensare a tutti, anche ai deboli indifesi. Però la signora Maria le fa onore, insomma, si preoccupa soprattutto per le nuove generazioni. Sì, certo. Grazie signora Maria. Certo. Allora, si è sempre detto che a Muggia manca una offerta, diciamo, ricreativa in generale per quanto riguarda la fascia dai 14 anni, quindi da dopo la terza media fino ai 20 anni, no? Per cui si è già messo mano su questo, si è ripristinato anche qualche campo, abbiamo fatto manutenzione sui canestri, sulla fruibilità anche dei campi che ci sono, abbiamo ripristinato anche l'utilizzo del campo di basket, quello a Santa Barbara, lì di fronte al cimitero per intenderci, e quindi anche quello è uno spazio che però diciamo che può servire più che altro per l'estate o per i mesi più caldi. Uno può anche andare lì adesso, per carità, per cui se non fa tanto freddo. E invece una questione su cui stiamo vedendo è quello del potenziamento del centro sportivo, quello che è a Borgo Lauro, dove ci sono già i campi di tennis, c'è il campo di lo Zaccaria, il campo di calcio a 11, il campo di calcio a 7 che stiamo finendo di mettere a posto, quindi altra novità è questa, tra un po' spero che ci sarà anche l'inaugurazione. E c'è quella tensostruttura che era il bocciodromo, chiamato così, che era assolutamente sottoutilizzato, sul quale stiamo pensando cosa fare. Adesso ci sono varie possibilità, ma l'indirizzo che mi permetterei di anticipare, ne ho già parlato comunque in giunta, è quello di renderlo fruibile sia per le società che magari fanno sport, ma anche per quanto riguarda i ragazzi delle scuole che sono vicini, per cui uno spazio in più, Sindaco, per poter verrà essere a raccontarcelo magari in una prossima puntata, perché purtroppo siamo alla conclusione. Le ringrazio. Una battuta sul carnevale volevo farla, ma non abbiamo il tempo. Venite tutti al carnevale in Muggia, ci saranno tante novità. Purtroppo non abbiamo avuto il tempo di parlarne. Magari prima del carnevale, ecco, che facciamo ormai un altro passaggio porte. prima. Certo. Benissimo, grazie al Sindaco Polidori, buona giornata a tutti voi.